Bentrovati, buongiorno, buon lunedì telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per oggi, lunedì 13 marzo, per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto, tanti fatti di cronaca. Fra pochissimo ci collegheremo con Piavona di Oderzo, dove nella notte è saltata una cassa continua. Prima però vi do il sondaggio di Ring, la trasmissione di Ferdinando Avarino che torna anche questa sera a partire dalle 21:15. Imprese e campi, servono più immigrati? Se sì, il numero è lo 0422 1626 691, se no non servono più immigrati. 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito questa sera a Ring con Ferdinando Avarino. È uno dei temi del momento, tra l'altro possiamo vedere anche dall'Ansa.it, continua la strage di migranti in mare, un barcone si rovescia, sono attualmente 30 i dispersi, con le organizzazioni non governative che accusano l'Italia. Il fronte resta sempre caldissimo. Tra l'altro nella giornata di oggi il Gazzettino, il cartaceo del Gazzettino apre con questo titolo, possiamo vederlo: la rotta balcanica. C'è anche questa ed è allarme in tutto il nord-est. Ci sono stati 2400 ingressi in 2 mesi, questo quindi attraverso il Friuli Venezia Giulia, la Croazia, con accuse reciproche anche tra il Friuli Venezia Giulia e il governo croato. Insomma, il fronte resta caldissimo. Da qui il sondaggio di Ring che appunto prende in considerazione anche l'annunciato decreto flussi da parte del governo, ma ne parleremo a lungo nel corso di questa prima edizione. Ma la vedo pronta, collegata da Piavon di Oderzo, la nostra Daniela Sizzia con Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Daniela. Buongiorno Cristian, buongiorno anche ai telespettatori. Vi faccio vedere immediatamente. A terra c'è la cassa continua, la guardate, la vedete qui. I danni li vedete anche, è stato un boato immenso, danni anche alla struttura. Qui ci troviamo a Piavon, c'è come vedete un negozio, ci sono 2 negozi attaccati, come vi dicevo un boato immenso alle 2:30 circa, ma vi faccio vedere insieme alla Nicoletta, se mi segue, 100 metri, quindi un botto pazzesco. 100 metri più avanti ci sono i 2 sportelli della cassa continua. Uno è stato addirittura fermato dalla ringhiera, altrimenti avrebbe rischiato di andare in mezzo alla strada. Un boato, come vi dicevo, che è stato sentito ovviamente dai vicini. Vedete che ci sono delle case, tutti si sono svegliati da questo botto, qualcuno pensava addirittura che fosse un incidente stradale, qualcuno è uscito, ci hanno raccontato di aver visto circa 4-5 persone con delle pile. I cancelli ovviamente che sono laggiù erano chiusi, quindi loro hanno scavalcato dopo la deflagrazione e sono entrati, hanno rubato i soldi, non si sa ancora, il bottino è da quantificare, però qualche banconota è rimasta a terra e è stata recuperata dall'intervento immediato dei carabinieri. Guardate qua, 100 metri dal luogo della deflagrazione hanno fatto volare i 2 sportelli della cassa continua. Se vedete, guardate, è proprio una deflagrazione davvero immensa, e come vi dicevo i cittadini hanno preso paura, sono usciti, hanno visto questi movimenti, poi ovviamente hanno preferito rientrare e chiamare i carabinieri, che giunti sul posto, come vi dicevo, hanno subito trovato una parte della rifurtiva poco distante qui del piazzale, e poi immediata ovviamente la caccia a questi malviventi che hanno utilizzato per questa esplosione probabilmente del gas, e hanno rubato soldi. Come vi ho detto, ci sono danni alla struttura. Il direttore questa mattina si è recato dai carabinieri, denuncia. Qui sono arrivati anche i carabinieri per fare delle foto, per cercare di trovare qualche indizio, cercare di risalire a questi malviventi. Vi ripeto, una banda probabilmente
residenti che ovviamente adesso hanno paura perché dicono che è un fatto così grosso, un fatto così grave. Per ora non abbiamo dati sui danni alla struttura, sui danni invece sul bottino che si sono portati via i malviventi. Questa è stata anche difficoltà perché i cittadini avevano paura, svegliati all'improvviso, una signora addirittura con un bambino piccolo che si è svegliato dal botto e poi appunto interno piazzale e la paura ovviamente di essere visti, quindi l'immediato intervento dei carabinieri che stanno ora indagando, come vi dicevo, carabinieri di denuncia ai malviventi e insomma si spera che venga solo una parte del bottino, probabilmente che loro hanno lasciato mentre fuggivano. Dunque ti faccio anche rivedere la cassa continua e la Daniela, c'è qualche problema di audio? È stata una deflagrazione molto imponente e grazie alla ringhiera che un pezzo dello sportello non è finito addirittura in mezzo alla strada, rischiando magari di provocare. Cristian, da qui da Piavone è tutto, se non è Ti ringrazio davvero Daniela, c'è qualche problema con l'audio ma abbiamo capito benissimo, insomma, una notte di paura per i residenti di Piavone. Avete visto quindi anche la dinamica, questa cassa continua che poteva arrivare fino in strada, solo la ringhiera in qualche modo ha contenuto questa sua folle traiettoria. Insomma, le indagini sono in corso da parte dei carabinieri, staremo a vedere. Di certo sembra tornata la cosiddetta, la famigerata banda delle Ticilene, resta da capire se davvero sono loro. Insomma, queste sono le immagini, tra l'altro nell'immediatezza questa mattina all'alba. Oderzo, tra l'altro, Oderzo che è già una comunità scossa per quello che è successo poco più di una settimana fa a Gorgo al Monticano, la strage delle ragazze. Dopo la veglia funebre di ieri sera, infatti, oggi in Duomo a Oderzo i funerali di Barbara Brotto, la 17enne morta poco più di una settimana fa proprio a Gorgo al Monticano. Sabato ci sono stati i funerali dell'amica Eralda Spaillari a Ponte di Piave. Le esequie di Barbara saranno celebrate nel pomeriggio alle 15 dal vescovo di Vittorio Veneto Corrado Pizziolo. Con lui saranno presenti diversi sacerdoti dell'Opitergino. Eccola la strada maledetta, via Sant'Antonino, queste le auto, la BMW sulla quale viaggiavano le due ragazze morte. I fidanzati, i rispettivi fidanzati, sono ancora ricoverati gravi negli ospedali di Mestre e Treviso. Barbara Brotto lascia la mamma Gabriella, con cui viveva in un appartamento a Rustignè e che nei giorni scorsi ha chiesto a tutti di pregare per tutte le famiglie coinvolte. Ieri sera durante la veglia in Duomo, la lettera letta da un'amica di Barbara: è impossibile descrivere il dolore che stiamo provando in questo momento, sei andata via troppo presto prima che tu potessi davvero vivere. Resta aperta l'inchiesta per omicidio stradale a carico dei due giovani che guidavano la BMW su cui appunto c'erano Barbara ed Eralda, e la Polo, entrate forse in collisione durante un sorpasso azzardato. Come sapete c'è un'inchiesta in corso e un quadro tutto da chiarire. Rimaniamo sulle strade del Veneto, dove è stato un weekend particolarmente complesso anche per i mezzi di soccorso, gli uomini, carabinieri, polizia, SUM 118, vigili del fuoco. Del resto il bel tempo ha spinto molti a uscire di casa, motociclisti, automobilisti. Vi raccontiamo questo grave incidente stradale che ieri pomeriggio ha interessato la zona di Silvelle di Trebaseleghe. Una doppia curva, l'auto che finisce dentro il canale che costeggia la strada e il ragazzo alla guida, un 23enne del posto, che finisce all'ospedale in gravi condizioni. È accaduto a Silvelle di Trebaseleghe, con l'automobile uscita di strada da sola per causa in corso di accertamento da parte della Postale di Padova, che ha eseguito i rilievi.
Ai pompieri, arrivati dal distaccamento di Cittadella e Castelfranco, si è presentata una scena complicata. Con l'auto schiacciata alla base di un albero hanno messo in sicurezza la Fiat 500 ed estratto l'autista, rimasto incastrato al posto di guida. Il giovane è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzato e trasportato in elicottero all'ospedale di Padova. Le forze dell'ordine hanno deviato il traffico e le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. E restano gravi, ma è fuori pericolo di vita, un motociclista che ieri è rimasto coinvolto in un incidente a Cavaso del Tomba. Un volo impressionante con la moto che urta un'auto, sbanda e finisce nel torrente sottostante la carreggiata. L'incidente nel primo pomeriggio a Cavaso del Tomba, all'altezza dell'incrocio tra via Valcavasia e via Monte Ortigara. In sella alla moto una coppia sbalzata per una cinquantina di metri. Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto i sanitari del 118. Il conducente della moto è stato trasportato in serie condizioni al Cafoncello di Treviso con l'elicottero. La passeggera è stata trasferita con l'ambulanza all'ospedale di Montebelluna. Sul posto, per i rilievi ed accertare eventuali responsabilità dell'incidente, anche la polizia stradale. E per la polizia stradale è stato un fine settimana di controlli in tutta la Marca trevigiana. Il bilancio parla di 20 patenti ritirate. 70 persone controllate, 20 patenti ritirate, delle quali 16 per guida in stato di ebbrezza ed una per guida sotto l'effetto di cocaina. Controlli straordinari da parte della Polizia di Stato contro le stragi del sabato sera, ed i risultati sono a dir poco preoccupanti, considerato che sono relativi ai controlli effettuati nel solo centro abitato di Treviso. Al lavoro 4 pattuglie della Polizia stradale che ha coordinato il servizio, un equipaggio della Volante ed uno dell'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura. Nel corso dei controlli sono state fermate 70 auto, 56 gli automobilisti sanzionati, 11 erano senza cinture di sicurezza, 7 erano al telefono mentre guidavano, 1 è stato multato per eccesso di velocità. Rimane molto alto il numero di persone che ad ogni età e nonostante le continue campagne informative continuano a mettersi al volante in stato di alterazione psicofisica, soprattutto da alcol ma anche da sostanze stupefacenti. L'attività ha portato complessivamente alla decurtazione di 201 punti patente. Il dispositivo, fa sapere la Questura, sarà riproposto periodicamente sia nella città di Treviso che nel resto della provincia. E a proposito di controlli, c'è anche il bilancio diffuso pochi minuti fa della Polizia Locale di Castelfranco Veneto relativo ai controlli di sabato scorso. 63 punti decurtati, 2 le carte di circolazione ritirate, ben 6 le vetture sottoposte a sequestro, e questo su una sessantina circa di veicoli controllati con relativi occupanti. Tante le infrazioni, evidenzia la Polizia Locale di Castelfranco Veneto, per mancato allacciamento delle cinture di sicurezza, un vero e proprio fenomeno che è ritornato proprio in questi mesi e che spiazza anche gli operatori, vigili urbani, carabinieri, polizia. Insomma, questo è all'interno, questa operazione all'interno dei controlli disposti dalla prefettura di Treviso. Tra l'altro rimaniamo sulla cronaca, vi dico già che nel corso di questa prima edizione andremo anche a Trieste per parlare di una bomber. Come sapete l'inchiesta si è riaperta da pochissimo tempo. Oggi in tribunale a Trieste c'è la prima udienza per l'incidente probatorio. Vi ricordo che sono 11 adesso gli indagati. È in corso l'udienza, la presenza del GIP Luigi Dainotti, che ufficializzerà la nomina dei 2 consulenti, il comandante dei RIS di Parma Gianpietro Lago e l'antropologa Elena Pigli, incaricati di svolgere le procedure per l'incidente probatorio. Cercheremo anche di capire se la difesa dalla sua parte proporrà anch'essa dei periti. Sul posto per noi c'è Gianluca Paladin, ma appunto ci collegheremo nel corso di questa prima edizione con Trieste.
Vi mostro adesso questa immagine, grazie Renato Capoi e Francesca Pezzo in regia. È un'auto rimasta intrappolata nella neve, è successo ieri sera intorno alle 20:30, siamo nella zona di Pieve del Grappa, verso la valle di Archeset, lungo la strada provinciale 141. Il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato dalla centrale della 118 di Treviso per 2 persone che erano rimaste bloccate con l'auto in questa zona. Si trattava di un padre 45enne e del figlio 13enne di Venezia che erano saliti da Fietta per poi scendere verso la valle, per l'appunto di Archeset, lungo la strada provinciale 141 chiusa in periodo invernale. Insomma, si sono un po' avventurati. La presenza ancora di parecchia neve a nord ha fatto sprofondare l'auto. L'uomo ha cercato per alcune ore di liberarla, ma invano. Una squadra che ha geolocalizzato il punto ha raggiunto così padre e figlio e li ha recuperati spostando l'auto, riportandola sulla strada battuta. L'intervento si è concluso poco prima delle 22. Altre immagini che arrivano dal territorio, questa volta siamo a Marcon, quindi in provincia di Venezia, per un intervento dei vigili del fuoco intorno alle 3 della notte in via Marina Sanudo, proprio a Marcon, per l'incendio di un box garage nel seminterrato di un condominio. Lievemente intossicato un uomo, evacuato in via precauzionale in intero stabile composto da 23 appartamenti. Un uomo che aveva respirato del fumo è stato affidato alle cure del personale sanitario, va detto non è grave. I vigili del fuoco arrivati da Mestre e Mira con 2 autopompe, 2 autobotti, il carro aria e ben 16 operatori coordinati dal funzionario di guardia e caposervizio hanno spento le fiamme e arieggiato i locali fino al ripristino delle condizioni di sicurezza che hanno permesso il rientro negli appartamenti dei condomini. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, ancora in corso le ultime verifiche tecniche di sopralluogo delle squadre. Questa quindi la notte di paura, apprensione legittima vissuta in questo condominio di Marcon. E noi rimaniamo a Venezia perché se non sbaglio dovrebbe essere pronta la nostra Ilaria Marchiori con Paola Barbato da Mestre, da un parchetto di Mestre dove continuano a susseguirsi fatti davvero inquietanti. Ilaria, buongiorno, a te la parola. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo, come vedete qui alle mie spalle, nei giardinetti di via Tasso a Mestre, una laterale di Corso del Popolo, una delle vie principali di Mestre. Bene, c'è stato un altro pestaggio, un'altra aggressione che è avvenuta ieri poco dopo le 13. 5 cittadini di origine nordafricana hanno pestato un cittadino bengalese, si sono scagliati proprio contro di lui, un giovane bengalese, l'hanno scaraventato a terra e l'hanno preso a pugni, schiaffi e spintoni. I motivi all'origine di questa ennesima rissa ancora non si conoscono, anche perché alcuni residenti che hanno assistito a questa scena hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Quando gli agenti di polizia sono giunti sul posto erano già tutti scappati, sia gli aggressori che l'aggredito, e quindi ancora non si è riusciti a capire i motivi di questa rissa, di questa ennesima aggressione. In realtà c'è da dire che ovviamente sappiamo che gli episodi succedono con frequenza in quella che è la zona ormai famosa di via Piave, e per quanto riguarda invece lo spaccio, questo finora non era stato considerato uno di quei parchi proprio come punto di spaccio, semmai forse come un punto più utilizzato, diciamo, dai consumatori di stupefacente. Qui insieme a me, prego solo di accomodarsi, c'è uno dei cittadini più attivi, uno dei mestrini più attivi proprio nella lotta allo spaccio, al degrado, alla mancanza di sicurezza qui a Mestre. Qui insieme a me c'è appunto Claudio Peris, che più volte ci ha fornito anche parecchi video visti proprio dalla sua finestra, in quanto residente nella zona, diciamo, di via Piave, di risse e pestaggi sul generis. Anche insomma una settimana fa ne abbiamo vista una proprio nei giardinetti di via Piave. Peris, che si sta, secondo lei che cosa è successo? Si sta un po' spostando? Lei che cosa pensa? Io credo che ormai c'è una lotta
fra le varie etnie per la spartizione del territorio. Ormai la criminalità si sta allargando non solo alla zona del quartiere Via Piave, ma a tutto il resto della città. E in alcuni casi alcune di queste etnie si sono alleate anni fa. Tanto per dare l'idea, i giardinetti di Via Piave, il muretto era il confine tra la zona di spaccio dei nigeriani e quella dei magrebini. Poi negli anni successivi, dopo la famosa retata del 2018, c'è stato, sembra, un accordo per cui convivono pacificamente. Altre zone della città come questa sono state invece lasciate ad altre etnie come i bengalesi. Qual è il problema? Che con lo spostarsi anche con l'intervento delle forze dell'ordine, molte di queste etnie si sono diffuse in zone che non erano di loro appartenenza. Ecco perché gli scontri, ecco perché gli accoltellamenti. A volte fra di loro ci sono degli accordi per cui se io trovo il cliente, tu che fornisci la droga mi devi dare una percentuale. Eris, secondo lei che cosa bisognerebbe fare? Perché di incontri ce ne sono stati tanti, poi c'è stata la manifestazione del 24 cui hanno preso parte migliaia di cittadini, qualcosa si sta facendo, i cittadini si fanno sentire, dalla sua anche il comune sta cercando di agire in qualche modo, anche se il sindaco ha più volte ribadito la necessità di un cambio di leggi. Secondo lei che cosa bisognerebbe fare? Io credo che senza il coinvolgimento di noi cittadini, delle forze dell'ordine, delle forze sociali del territorio, non si possa risolvere il problema. Prima di tutto bisognerebbe che il sindaco, il prefetto, il questore incontrassero noi cittadini perché possiamo spiegare le dinamiche, le cose positive fatte dalle forze dell'ordine, ma anche le cose che non funzionano. Per esempio assistiamo a un apparente non coordinamento tra le forze dell'ordine. Vediamo dei presidi, per esempio ai giardinetti di Via Piave dei Carabinieri come ieri, però altre zone rimangono praticamente sguarnite. Occorrerebbe un coordinamento tra le forze dell'ordine come c'è stato nel passato, con un presidio del territorio contemporaneo in vari punti, con delle forze dell'ordine sotto copertura, in modo da riuscire ad avere un controllo quasi globale, altrimenti se noi sorvegliamo una zona gli spacciatori si spostano dall'altra. Però il problema va affrontato anche da un altro punto di vista, da quello della droga, cioè bisognerebbe che il drop-in e tutti i SER si coordinassero per una presenza sul territorio. Ci sono troppi giovani che si siedono sui gradini delle nostre città, dei nostri giardini, delle nostre case, nei garage, tutti i giorni, a tutte le ore del giorno e si devono fare la dose di droga perché la crisi di astinenza per loro è un dolore immenso. Per cui anche su questo punto bisogna creare una rete di attenzione, una rete di solidarietà e io direi anche c'è un terzo punto, bisognerebbe creare delle offerte di lavoro, cioè bisognerebbe adire a queste persone, a questi anche stranieri, se non si riesce a dare una possibilità di alternativa, loro continueranno a spacciare sempre. Grazie Claudio Peris, queste in realtà sono le richieste che vengono fatte ormai da tantissimo tempo da parte dei cittadini, dei residenti, di chi si scontra con questi episodi quasi quotidianamente, quindi si spera che in qualche modo vengano prese in considerazione. Tra l'altro è stato proprio un weekend caldo perché quello che è accaduto qui in Via Tasso non è stato l'unico episodio, ci spostiamo infatti anche a Venezia, in centro storico, dove c'è stato un inseguimento in campo Santa Margherita, una delle zone della Movida. Una ventina di ragazzi con un Rottweiler si sono messi a rincorrere un altro ragazzo. È successo intorno a luna di notte tra sabato e domenica. Un residente che stava dormendo ha raccontato di aver sentito queste urla e poi di essersi affacciato alla finestra e di aver visto questo ragazzo che era vestito di bianco rincorso da una ventina di
persone, addirittura questo Rottweiler, e lo volevano prendere. Poi alla fine il ragazzo pare si sia salvato trovando riparo in un locale. Ecco, quindi non solo in terraferma ma anche a Venezia città succedono questi episodi, come ad esempio questo inseguimento avvenuto in campo Santa Margherita. Qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Ilaria, grazie davvero per questa panoramica, questa fotografia impetuosa da Venezia e Mestre, dove continuano questi episodi inquietanti a dir poco. E noi ci spostiamo a Vicenza, ma parliamo anche qui di aggressioni, di risse. Ci sono dei controlli in corso e un vero e proprio giro di vite da parte delle forze dell'ordine. Intensificati i controlli nel fine settimana, mirati in modo particolare a prevenire le risse tra giovani. Tendenza emersa in città qualche settimana fa, quando un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali minorenni, dandosi appuntamento sui social, si era incontrato sul tetto di un centro commerciale di Vicenza, mettendo poi sul web le immagini della rissa. È su questo fronte che la polizia, nei pomeriggi di sabato e domenica, ha effettuato specifici servizi in alcuni centri commerciali, in uno dei quali, nel parcheggio sopraelevato, sono stati identificati 30 giovanissimi che alla vista delle auto della polizia hanno cercato di allontanarsi. Ma le attività dei servizi interforze si sono concentrate più in generale nelle aree di aggregazione del centro storico. Venerdì sera le pattuglie sono intervenute in Contrada San Biagio per un'aggressione a pugni e spintoni da parte di 2 giovani nei confronti di un coetaneo. Controlli estesi anche alle zone calde della città, che hanno portato ad emettere 5 fogli di via nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, 3 ordini di allontanamento nei confronti di cittadini extracomunitari che dovranno lasciare l'Italia entro 7 giorni e 4 avvisi orali nei confronti di altrettanti pregiudicati. Ma le aggressioni non si registrano solo nei centri cittadini, nelle viuzze, nei parchi, nei giardinetti, come vi abbiamo raccontato, ma anche in corsia, negli ospedali. È un fenomeno sempre più diffuso. Ne ha parlato ieri nel corso della nostra prima edizione il direttore generale Francesco Benazzi, poi ripreso da tutti i giornali, perché ha dato dei numeri davvero inquietanti. Pensate, 480 gli episodi di aggressione al personale sanitario della Marca Trevigiana nel solo 2022. Martedì ci sarà una riunione in prefettura. Noi abbiamo 480 casi di aggressione, di cui una ventina fisiche. Schiaffi, spintoni, calci sono allarmanti i dati relativi alle violenze negli ospedali, resi noti dal direttore generale dell'ULSS 2 in occasione della giornata nazionale contro la violenza nei confronti del personale sanitario. La tensione in ambulatori e corsie è cresciuta notevolmente soprattutto nel corso del 2022 e quando anche non si arriva alle mani sono molto frequenti i casi di aggressioni verbali, più di 450. Noi con il nostro responsabile della sicurezza, della protezione e sicurezza, abbiamo attivato un sistema di rilevazione che credo sia tra i più avanzati che abbiamo in Italia, per cui noi veramente riusciamo a rilevare tutti i casi, anche il caso dove l'utente alza la voce e dice una parolaccia, perché anche questa diventa sostanzialmente una violenza verbale. Noi comprendiamo anche il fatto che effettivamente, come sono stanchi i nostri operatori, anche gli utenti lo siano, però ecco, sappiamo benissimo che queste situazioni vanno stigmatizzate e vanno portate all'attenzione, perché non sono giuste, non sono corrette. La Regione sta potenziando il piano per garantire la presenza della polizia negli ospedali. In alcune strutture della Marca c'è già, ma si sta valutando con la prefettura la possibilità di aumentarne la presenza. Già c'è per un orario, diciamo, dalle 8 fino alle 14 a Treviso e a Conegliano, c'è il posto di polizia. Non lo abbiamo a Montebelluna, non c'è a Vittorio Veneto, non c'è a Castelfranco e non c'è ad Oderzo. L'ULSS ha comunque attivato la presenza di vigilantes, che ovviamente sono, che noi mettiamo all'interno di presidi ospedalieri, che servono da deterrente nel caso in cui dovessero succedere queste situazioni. Per l'ospedale di Montebelluna c'è anche una collaborazione con l'Associazione dei Carabinieri in congedo. L'altro fronte sul quale si sta lavorando nell'ULSS 2 è quello dei corsi rivolti al personale, soprattutto quello che opera in prima linea come il pronto soccorso. Sono i corsi per il personale, per la gestione delle conflittualità,
perché è sostanziale quando c'è una persona che aggredisce avere la capacità di detendere, ecco, questa aggressione, avere la capacità di tenere alla giusta distanza la persona che sta aggredendo, perché in questo modo non ci potrebbero essere episodi ovviamente di violenza anche fisica. Quindi martedì se ne parla in prefettura, dimostrazione che si tratta di un vero e proprio fenomeno. Tra l'altro in prefettura proprio in questi minuti, ve lo racconteremo questa sera nel dettaglio, si sta firmando un importante protocollo per la legalità. A farlo il prefetto di Treviso Angelo Sidoti con il presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno e presidente di Union Camere del Veneto Mario Pozza. Il tema è quello della lotta alla criminalità organizzata anche in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, ma sul posto c'è la nostra Marta Marangone, ve lo racconteremo nelle prossime edizioni. Noi ritorniamo alla cronaca, ritorniamo nel Padovano per la morte di Edoardo Zattin, il 18enne colpito da emorragia cerebrale dopo un allenamento di box. Venerdì scorso i funerali, il magistrato ha ordinato il sequestro del caschetto di protezione. Era adeguato alla tipologia di allenamento e omologato il caschetto da box in dotazione al 18enne Edoardo Zattin nella sera fatale del 22 febbraio, quando è stato colto da malore nella palestra di Monselice dove si stava allenando? A queste domande dovranno rispondere le perizie disposte sulla protezione da parte della Procura di Padova, che indaga per omicidio colposo sulla morte del giovane atleta. Edoardo Zattin, dopo il malore, era stato immediatamente soccorso ed è morto dopo 2 giorni di ricovero in ospedale a Padova a causa di un'emorragia subdurale dovuta a un forte trauma, secondo i risultati dell'autopsia, il cui rapporto finale sarà disponibile tra 60 giorni. Rimaniamo nel Padovano, nell'Alta Padovana, dove i carabinieri del NAS hanno scoperto un vero e proprio centro medico abusivo. Mancavano tutte le autorizzazioni per svolgere prestazioni di fisioterapia. Blitz dei carabinieri del NAS in un centro medico di San Martino di Lupari. La struttura, con tutti i suoi macchinari, è stata sequestrata. Nel poliambulatorio venivano svolte fisioterapie e riabilitazione, ma il titolare non aveva le autorizzazioni necessarie per poter aprire il centro medico. All'interno i carabinieri del NAS hanno trovato attrezzature e apparecchiature elettromedicali per un valore di 200.000 euro. Anche il sindaco del comune, dove si trova il centro medico, è stato informato della violazione, visto che era molto conosciuto in paese. Lo studio ha aperto 10 anni fa, mentre 2 anni fa c'è stato il cambio di gestione. Rimaniamo a Padova, nel Padovano, nella città del Santo. Spesso vi parliamo di degrado, di risse, di movida violenta, ma c'è poi tutto il tema del decoro. Con Federico Fusetti, che vedo pronto, parliamo adesso di una raccolta firme dei commercianti che segnalano come la città del Santo sia priva di bagni pubblici. Buongiorno Federico. Sì, buongiorno da Padova, un tema che insomma a volte fa sorridere e invece è un tema delicato, importante e anche insomma di attualità per il centro storico. Siamo in Piazza delle Erbe, decine, direi centinaia di negozi, c'è il problema però dei bagni pubblici che non ci sono, o se ci sono veramente insufficienti. Se ne è accorta Wanda Pellizzari, che insomma sta veramente sensibilizzando un po' tutti i commercianti del centro su questo tema e ha scoperto che è un tema davvero molto sentito, a volte magari la pigrizia da parte dei commercianti di non attivarsi. E allora lei cosa ha fatto? Beh, non è che mi sono accorta ieri, magari è un problema annoso che va avanti da tanto tempo, l'abbiamo segnalato più volte. Beh, noi sappiamo benissimo, leggo la raccolta, che c'è scritto raccolta firme per sensibilizzare l'amministrazione comunale sul grave problema dei servizi igienici del nostro centro storico. Come è noto, perché è una cosa che tutti sappiamo, molti esercizi commerciali appunto del centro sono sprovvisti di bagni, soprattutto il salone e i mercati adiacenti degli ambulanti. La necessità di avere bagni pubblici è arcinota, l'abbiamo segnalato molte volte. Esiste un bagno in Piazza delle Erbe, la cui situazione igienico-sanitaria inaccettabile. Questa è la nostra non ne permette l'uso. Abbiamo trovato di tutto, droga, sporcizia, insomma l'erciume, è impossibile utilizzare un bagno di questo genere. Ce n'è un altro in via Pietro D'Abano che è meglio, che però ha degli orari insufficienti perché chiude il pomeriggio, talvolta magari anche la mattina, quindi insomma non è a pieno orario. E va da sé appunto che tutto questo sta creando gravi disagi
al popolo intanto di chi lavora, agli esercizi commerciali che sono vecchi, che non hanno il bagno, e poi anche ai turisti, molti turisti, poi adesso che siamo diventati finalmente Urspicta, è una città che viene visitata da migliaia di turisti. Ma perché dobbiamo offrire ai turisti una situazione igienico-sanitaria di questo genere? Sono costretti sempre ad andare ai bar, ma non è giusto, a parte che magari il turista può anche andare volentieri a bere il tè o il caffè, però qui abbiamo degli operatori che lavorano qui dentro, che hanno il diritto di andare. Parliamo di centinaia di persone. Avete già raccolto 200 firme, ma andate avanti. Sì, ma io ne ho raccolti 200 firme nel giro di una mattinata, ma mi continuano a dire: ma anda, vieni, firmiamo anche noi, il problema è gravissimo, sembra, ma è gravissimo perché la gente ha bisogno di andare in bagno. Ecco, questa è la situazione. Certo. Abbiamo qui due commercianti. Allora, Valentina, è un tema vero questo? È un tema vero. Io tra l'altro sono una ragazza e spesso ho anche paura a scendere in questo bagno, anche per la gente che lo frequenta, che ormai non è più nessuno quasi di noi, perché appunto per i problemi di sporcizia, per la droga. E spesso vado in quell'altro in via Pietro D'Abano, ma il lunedì ad esempio è chiuso e la sera chiude alle 7, noi il sabato siamo qua fino alle 8:30 o anche 9 spesso, alla mattina apre alle 9 e noi alle 6:30, 7 siamo già qui, abbiamo necessità a volte anche di andarci prima delle 9 ai servizi. Grazie. Andrea invece usa i bagni pubblici? Sì, uso per necessità. Lei lavora qui in piazza? Lavoro qui in piazza, sì, da diversi anni, per necessità uso, però già il fatto di doverli utilizzare, parlo da uomo, sui Vespasiani di 4, uno è funzionante, le luci non ci sono, cioè insomma io non ho paura di andare giù, ma perché sono 2 metri per 100 kg, però sì, oggettivamente quello che diceva Valentina è veritiero, cioè l'ambiente non è dei più sani né da un punto di vista di igiene né anche di, insomma, di frequentazioni, quindi ed è a pagamento. Ed è a pagamento, come dicevo prima, cioè uno che deve andare in bagno 4-5 volte nell'arco della giornata alla fine diventa anche oneroso, perché spendere 3 euro per un commerciante che lavora qui, vive qui, 3 euro al giorno per X giorni sono tanti soldi per un servizio che dovrebbe essere gratuito, almeno per quanto riguarda i lavoratori qui del centro. Però è una battaglia che da anni non trova una soluzione, quindi io confido nell'operato della signora Wanda che insomma riesca poi a sbloccare questa situazione. Insomma. Grazie Andrea. Beh, conoscendo Wanda sicuramente questa battaglia non si fermerà. Grazie a Wanda Pellizzari, Valentina, Andrea. Da Piazza delle Erbe restituisco la linea allo studio. Grazie Federico per questo racconto, anche questo è un tema, come vi dicevo, ordine pubblico, decoro, sono temi affini e collegati. Diamo una scorsa ai giornali online prima di lasciarci per qualche istante di pubblicità. Il Gazzettino.it apre con le notizie di cui vi ha dato conto poco fa la nostra Ilaria Marchiori. Una ventina di persone, un Rottweiler, inseguono un ragazzo in campo Santa Margherita, ti uccido, e ancora i fatti di Mestre con quel gruppo di ragazzi ai giardinetti che ha massacrato a calci e pugni in pieno giorno un uomo finché questo non è rimasto esanime al suolo. Ce n'ha dato conto per l'appunto Ilaria Marchiori. Treviso Today apre con il fatto che vi abbiamo dato in apertura con Daniela Sizia, torna a colpire la banda delle cetilene, salta in aria la cassa continua del Mega. Darei una scorsa anche all'Ansa.it. La notizia di questi minuti è il crollo delle borse, in particolare Piazza Affari che sprofonda almeno 4,2%. Come sapete è in atto uno tsunami finanziario dopo la crisi della banca americana della Silicon Valley. Si tratta di uno degli scandali finanziari più importanti dopo Lehman Brothers del 2008. Il Mattino di Padova punta tutto sulla siccità in Veneto, si va verso il razionamento dell'acqua e da qui, proprio dal razionamento dell'acqua, partiamo subito dopo la pubblicità. A fra pochissimo.
Di nuovo in diretta per aggiornarvi su questo lunedì 13 marzo a nord-est. Vi ho già detto prima, fra poco ci collegheremo con Trieste, dove oggi è iniziata l'udienza per l'incidente probatorio del caso Una Bomber, inchiesta che si è riaperta dopo 15 anni. Vado a memoria, ci sarà Gianluca Paladin, faremo il punto di una mattinata particolarmente complessa e ricca di spunti. Vi ricordo tra l'altro il sondaggio di Ring che torna questa sera con Ferdinando Avarino in studio. Imprese e campi, servono più immigrati? Se sì, il numero quello in verde, se no, ça va sans dire, il numero in rosso. La chiamata come sempre è gratuita. Il riferimento diretto è al decreto flussi e alle polemiche in corso sul fenomeno migratorio. Ne parleremo a lungo nel corso di questa prima edizione con soggetti davvero autorevoli che passerò a presentarvi fra poco. Prima però il tema dei temi dal punto di vista politico, quello della siccità. Ad aprire il fronte in maniera abbastanza forte è stato ieri il governatore del Veneto Luca Zaia, ospite dell'antica fiera di San Gregorio a Valdobbiadene. Zaia, che non si è fatto problemi, ha detto qua fra poco scatterà il razionamento dell'acqua. Partiamo da qui. Razionamento dell'acqua e non in piena estate, ma già a marzo. Quella che sembrava un'ipotesi diventa ogni giorno che passa una probabilità sempre più concreta. Lo afferma il presidente della Regione Veneto, annunciando che a breve la grave situazione di carenza costringerà alla firma di un'ordinanza che limita l'uso della risorsa idrica. A me spiace perché poi quando firmo c'è sempre qualcuno che ha delle limitazioni, però noi non possiamo più permetterci di sprecare acqua. Siamo in una situazione assolutamente tragica, problematica, e penso che il tema del razionamento sia un tema che si sta avvicinando sempre di più. Di qui l'appello ai cittadini a risparmiare l'acqua evitando gli sprechi. La mancanza di pioggia sta mettendo a dura prova il territorio, specie l'economia agricola, e l'estate potrebbe essere davvero critica non solo per l'irrigazione ma anche per l'approvvigionamento di acqua potabile. La neve è stata poca ed i laghi di montagna sono in forte carenza, per non parlare delle falde ai minimi storici. Sul fronte degli interventi sul medio e lungo termine si discute da mesi della realizzazione di invasi per raccogliere ed immagazzinare l'acqua piovana. La Regione ha già fatto una delibera di giunta definendo quali sono i siti che possono essere destinati a questo scopo. E le problematiche sono fondamentalmente due. Una è il reperimento delle risorse, perché è un piano che vale parecchi soldi, e l'altro è quello della semplificazione normativa, perché con le leggi attuali realizzare questi invasi diventa, non dico impossibile, ma molto difficile. Quindi noi ci aspettiamo da Roma sia dei finanziamenti cospicui, un piano Marshall come l'ha definito il Presidente Zaia, e dall'altra parte anche una semplificazione normativa per poter farlo in tempi ragionevoli. Quindi siamo già in piena emergenza idrica il 13 di marzo, quando ancora non è primavera di fatto. Aggiungiamo un tassello dal Padovano. Da una parte c'è la siccità, dall'altro un'allerta che è quella dei cinghiali. Così cambia l'agricoltura nel Padovano. Siccità e cinghiali cambiano il volto della campagna padovana. La semina del mais, infatti, quest'anno si ridurrà del 60%, soprattutto nell'area della Bassa Padovana. Cambiano quindi le colture per adeguarsi ai cambiamenti a cui è sottoposto il territorio. Anche quest'anno la siccità prevede una primavera e un'estate estremamente difficile per il settore agricolo. Le colture stanno cambiando, abbiamo fatto un'analisi dei nostri soci della provincia di Padova, nella zona della Bassa Padovana, e ci hanno segnalato tutti una riduzione delle colture estive, quindi del mais, e un aumento della semina rispetto al grano turco. Altre colture che verranno messe in campo saranno girasole e soia, determinando un cambiamento importante rispetto a quello che sono le tradizionali colture padovane. Quindi meno mais, più soia, che prevede meno apporto idrico. La necessità è quella di infrastrutture per contenere l'acqua. Da tempo, ad esempio, si parla delle banche dell'acqua e degli invasi che potrebbero risolvere la situazione. Il problema è che se ne parla e basta, e sono in molti a chiedersi che fine abbiano fatto i tanti progetti, come quello del Vanoi, fermi in regione da molto tempo.
La questione dell'irrigazione, la questione dell'acqua in generale è una questione primaria, non solo per il settore primario, ma anche per quello che è il paesaggio della nostra pianura padana. Siamo abituati a vedere zone rigogliose di verde attorno ai fossi e quant'altro. Se non ci fosse il corretto apporto idrico ci troveremmo con una modifica estremamente radicale del nostro paesaggio. È importantissimo quindi agire subito. La Regione del Veneto si è finalmente attivata con uno studio per quanto riguarda le opere di invasi che abbiamo chiesto durante tutto l'anno scorso. È necessario fare presto e mettere subito a cantiere queste opere per garantire la corretta fornitura idrica al nostro settore. Dal Padovano al Vicentino il copione non cambia. Nel Basso Vicentino ci colleghiamo adesso a Sossano con il nostro Daniele Garbina, che vedo con Silvio Parise, che è presidente del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Buongiorno Daniele. Buongiorno, ci troviamo a Sossano e in questo momento parliamo di emergenza idrica. In questo punto siamo nella Liona, un canale che dimostrerà proprio quanto si è abbassato il livello. Siamo in compagnia del presidente del Consorzio Alta Pianura Veneta, Silvio Parise, e ci dice com'è la situazione. Allora, la situazione a oggi, questo vedete come ha detto lei prima, la Liona, che è un fiume praticamente che vive di risorgive. Oggi siamo al 70% in meno dell'anno scorso. Questo vuol dire che noi dovremo affrontare una stagione irrigua già in emergenza prima di cominciarla. Non so come andremo a finire se il tempo non cambia, e questo ci mette veramente in grande preoccupazione. La situazione è molto drammatica, perché adesso noi abbiamo qua davanti anche un scarico da parte dell'Ebbe. Abbiamo inaugurato la settimana scorsa il rifacimento completo. Era presente il ministro Salvini, dove ci ha promesso e ha detto quello che lei ha anticipato prima con il nostro governatore Zaia, ma anche lì l'Adige è in situazioni veramente drammatiche. Quindi non so quanta acqua riusciremo a mettere dentro per dare possibilità ai nostri agricoltori di utilizzare quest'acqua per fare derrate alimentari. Ricordo che quando noi andiamo a mangiare questa sera, ci sediamo attorno a un tavolo, noi produciamo dei prodotti agricoli che vengono dall'acqua, sono fatti con l'acqua, quindi non è che noi sto qua a fare questo grido d'allarme, però in tutti i processi produttivi, magari prima dove l'utilizzo dell'acqua viene fatto e a oggi non è ancora calmierato, speriamo che in qualche modo ci siano anche là. Grandi interventi che noi andremo a fare, diga di Meda, sembra che ci sia in questo momento una regia importante da parte di Roma, le cave di Sovencedo dove ci sono delle riserve dentro, dove ci facevano le periare praticamente le nostre cave di pietra bianca. Stiamo mettendo con i nostri addetti delle sbarramenti temporanei anche dove c'è un po' d'acqua in questi corsi d'acqua, per tenerla su in modo tale da avere anche della risorsa, dei bacini in linea. Stiamo mettendo in campo tutte quelle che sono le nostre esperienze per cercare di mitigare sempre di più questo problema che oggi è veramente drammatico. Intanto faccio vedere, invito l'operatore a far vedere le immagini del canale, che è proprio drammatico. Quanto è sceso il livello, soprattutto si parla di un'emergenza che non pare cambiare, no? In questo momento ci vorrebbe il triplo dell'acqua della media di 30 anni. Dice. Esatto, e anche una continuità nelle piogge. Sembra che domani piova, ma credo che questo non possa fare quello che noi speriamo. Ecco, allora per il momento finisce qua, noi continuiamo il giro, ci porteremo a vedere, andremo a vedere, no, queste zone dove c'è questa carenza d'acqua. In questo momento allora rinvio l'appuntamento ai telespettatori a stasera al TG Vicenza, in questo momento restituisco la linea allo studio. Grazie infinite Daniele Garbin, questo è il nostro viaggio nel Veneto che ha già sete al 13 di marzo. Vi dicevo il caso Una Bomber, il processo che si è aperto a Trieste dopo 15 anni di fatto di nulla, un'inchiesta che è ritornata in maniera molto prepotente. Siamo in grado di mostrarvi cos'è successo questa mattina in tribunale. Due periti a caccia del DNA di una bomber. Il GIP del Tribunale di Trieste, Luigi Dainotti, in incidente probatorio, ha assegnato agli esperti della Procura l'incarico di esaminare le 10 prove repertate del caso che calamita l'attenzione del nord-est italiano sin dagli anni 90. 11 le persone iscritte al registro degli indagati. Il comandante dei RIS di Parma, colonnello Gianpietro Lago, e l'antropologa molecolare forense dell'Università di Firenze, Elena Pilli, sono i periti che hanno ricevuto l'incarico. Io e la professoressa Pilli abbiamo
abbiamo ricevuto un incarico per delle diagnosi, per accertamenti genetici su dei reperti che ovviamente riguardano diversi casi della vicenda che conoscete. Insomma, noi applicheremo tutte le tecnologie di ultima generazione, ma insomma, si vedrà. I 10 reperti che verranno passati al setaccio sono stati tutti catalogati tra il 2000 e il 2007. Dalla lista vengono esclusi gli ordigni degli anni 90 per avvenuta prescrizione. Saliva rinvenuta sul nastro adesivo usato per assemblare un ordigno fatto con un guscio d'uovo riempito di esplosivo, o anche i peli trovati dentro un tubo zincato all'interno del quale era stata inserita una barra filettata con incisioni per collocare i fili d'innesco. Questi alcuni dei reperti dai quali i periti cercheranno di capire se è possibile estrarre del DNA certo. In garanzia il fatto che i reperti siano stati conservati senza contaminazioni dopo la clamorosa manipolazione del lamierino nel procedimento contro l'ingegnere Elvo Zornitta, arriva la rassicurazione del procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo. I reperti non sono stati toccati da nessuno. Il giornalista poi ha toccato soltanto l'involucro esterno. I reperti sono assolutamente garantiti. I reati ancora perseguibili perché non andati in prescrizione sono 4. La bomba del 2003 in tribunale a Pordenone, l'ordigno nell'inginocchiatoio della chiesa di Sant'Agnese di Portogruaro nel 2004, la bomba sotto il sellino della bicicletta del luglio 2005 e la trappola esplosiva ritrovata a Zoppola nel 2007. La prossima udienza è fissata per il 9 ottobre. Anche gli avvocati che rappresentano gli indagati hanno indicato i loro consulenti. È normale aver indicato un proprio consulente di parte per verificare il percorso che viene fatto, ma con assoluta serenità e senza che ci siano ragioni di conflittualità, perché non c'è nessun motivo perché ci siano ragioni di conflittualità. Noi abbiamo chiesto un'integrazione del quesito affinché vengano inclusi nell'esame anche tutti coloro i quali sono entrati in contatto con questi reperti, quantomeno quelli di cui abbiamo certezza, per cui anche i giornalisti che li hanno manipolati. E il giudice ha accolto questa integrazione da noi richiesta, quindi ha fissato, i periti poi hanno fissato l'inizio operazioni il prossimo 28 marzo, hanno preso 90 giorni per redigere la perizia, pertanto è stata fissata nuova udienza ad ottobre. Questo è il resoconto di Gianluca Paladin, il resoconto della mattinata in tribunale a Trieste per il caso Una Bomber. Tra l'altro nelle prossime edizioni vi faremo sentire anche le parole di Francesca Girardi, ferita 9 anni dall'esplosione di quell'evidenziatore giallo raccolto sul greto del fiume. Quindi questa sera tutti i dettagli e altre testimonianze. Noi adesso torniamo a parlare, non potrebbe essere altrimenti, è il tema di questi giorni, ma al di là dell'attualità, al di là della cronaca, è uno dei temi principali in generale. Fenomeno migratorio con tutte le conseguenze che questo comporta a livello sociale, a livello collettivo, a livello di politiche governative. Ne parliamo con Vincenzo Grasso, colonnello di lungo corso, ha operato in teatri di guerra e di pace, ha operato a Herat nell'Afghanistan e quindi insomma la sua testimonianza sarà preziosa. Oggi è volontario dell'associazione iCare e abbiamo il presidente anche dell'associazione iCare, Gianni Rasera. Buongiorno a entrambi. Buongiorno. Allora, prima di presentare iCare, che è una realtà molto consolidata, molto nota sul territorio, io partirei proprio dall'attualità, da quello che abbiamo visto in queste settimane, in questi giorni. Tra l'altro la strage di Cutro, 2 settimane fa si continuano a raccogliere dal mare i pietosi resti di bambini, di uomini, donne che insomma hanno tentato di arrivare nel nostro paese e poi è andata come è andata. Però ci sono continui allarmi. Di oggi e di queste ore l'allerta per un'imbarcazione con 30 dispersi nelle acque libiche. Perché di fatto, colonnello Grasso, dall'Afghanistan in particolare si continua a scappare. Sappiamo cosa è successo nell'agosto del 2021, per un po' non se ne è parlato dopo il clamore iniziale, ma l'Afghanistan, gli afghani continuano a bussare alle nostre porte. Sì, purtroppo questi drammatici fatti di attualità non sono una sorpresa e non dovrebbero esserlo, perché i riflettori si sono spostati dall'Afghanistan dopo gli eventi clamorosi del 2021
ma la situazione lì è rimasta costantemente in difficoltà, e ricordiamo comunque che purtroppo questi cittadini che fuggono non fuggono solo dall'Afghanistan, abbiamo la Siria, dove comunque una guerra continua, aumentate le difficoltà dal gravissimo terremoto che c'è stato di recente, così come in molte parti dell'Africa. Diciamo che il mondo in questo momento, sappiamo anche in Europa, non sta vivendo un buon periodo. In Afghanistan la situazione è sempre stata, purtroppo è rimasta costantemente drammatica. Io personalmente sono rimasto in contatto con delle famiglie di persone che avevo conosciuto nelle mie 2 esperienze, nel 2007 e nel 2014, e tra l'altro con l'associazione io mi ritrovo oggi a fare il volontario anche e soprattutto perché ho trovato nell'associazione iCare chi mi ha aiutato a portare qui alcune famiglie. Comunque siamo riusciti e stiamo ancora lavorando, perché io ho gente che nel 2021 era sulla lista di imbarco, arrivata a Kabul il giorno del 26 agosto, e si sono trovati con la bomba e tutto, non sono riusciti a salire sull'aereo, e da allora vivono di stenti, nascosti, perché avendo collaborato con le forze italiane devono nascondersi dai talebani che li ricercano, con le bambine. Parliamo di famiglie di giovanissimi di 30 anni con bambini dall'1 ai 15 anni, con le bambine a cui è impedito di continuare ad andare a studiare. Quindi veramente una situazione drammatica in un paese allo sbando, perché non c'è governo, non c'è uno Stato. Anche volerli aiutare a dire ti mando i soldi diventa difficile, perché dove vanno a finire questi soldi? E poi una volta che li ricevi, come li spendi se non c'è nulla intorno a te? Per molti l'unica alternativa alla morte è scappare. Questo assolutamente, assolutamente, non ci si deve stupire. Cioè, non li spaventa minimamente il fatto di sanno che andranno a affrontare un viaggio lungo mesi, con tantissime difficoltà e anche rischiando la morte, che può essere in mare ma può essere anche nel deserto per chi parte dalla fascia subsahariana e deve attraversare il Sahara prima di arrivare in Libia, dove rischia comunque di morire perché è imprigionato, perché è costretto a lavori molto pericolosi, prima di essere imbarcato, dove rischia nuovamente poi magari di annegare. Lei è stato comandante a Herat. Herat era una zona in qualche modo controllata, monitorata dagli italiani, quindi immagino che lei a Herat abbia lasciato anche parte del suo cuore, perché poi non sono mai operazioni militari o di peacekeeping, sono operazioni anche umanitarie nel vero senso della parola. Quindi lei sta tentando in qualche modo di aiutare queste persone che sono rimaste lì e che rischiano di essere uccise sostanzialmente per aver collaborato con la NATO, con gli occidentali fino all'agosto del 2021. Sì, io ho comandato la squadra di ricostruzione, il team che si preoccupava della ricostruzione nella provincia di Herat, e quindi questo mi ha dato la possibilità di lavorare molto con l'esterno, di conoscere tante persone che allora ci hanno ospitato, e non me la sono sentita dopo quel tragico 26 agosto del 2021 di abbandonarli a loro stessi. Ero in contatto con loro e continuo ancora oggi, però è molto difficile. Ma la comunità internazionale sta facendo abbastanza per l'Afghanistan? Perché poi sono arrivate altre emergenze, altre situazioni, altri fronti, l'Ucraina, ma l'Afghanistan forse è stato dimenticato? Beh, l'Afghanistan ormai è dimenticato, sicuramente. Purtroppo ormai i corridoi umanitari sono stati chiusi, è veramente difficile riuscire a portare qui qualcuno. Noi stiamo trovando, diciamo, che qualcosa, magari un giorno speriamo di poter venire qui a raccontare un bel progetto positivo con la disponibilità di imprenditori, di qualcuno che è disposto ad accogliere queste famiglie, a garantirgli un minimo di sostenibilità, una casa. Questi sono tutti ragazzi volenterosi sicuramente, che potrebbero dare anche il loro contributo, sarebbero ben contenti di poter lavorare, non fuggono da casa loro con piacere. A cuor leggero. Tra l'altro poi parliamo anche di persone talvolta molto istruite, con una preparazione solida. Mi riferisco soprattutto alle donne alle quali adesso è proibito studiare. Negli anni comunque della presenza americana, occidentale, si sono costruite un futuro che adesso a loro è negato. Diciamo che noi
contrariamente si dice abbiamo abbandonato, è vero, li abbiamo abbandonati, abbiamo lasciato crollare tutto quello che avevamo costruito in 20 anni. In 20 anni non è vero che non si è ottenuto niente, abbiamo una generazione di giovani che sono nati, cresciuti e hanno studiato secondo principi di libertà e democratici, diciamo quelli più affini alla nostra cultura occidentale. Sono quelli che oggi scappano perché assolutamente non possono sopravvivere oppressi da un regime tirannico che proibisce qualunque forma di arte, di cultura, di studio e di evoluzione. Quindi non vorrei tirarla per la giacchetta, non è questa la sede, ma parafrasando Piantedosi, la disperazione forse giustifica questi viaggi? Assolutamente sì. Bisogna conoscere, ripeto, bisognerebbe conoscere, sentire, magari ascoltare un po' di più queste persone che arrivano da lontano per capire le loro motivazioni. Allora sarebbe molto limpido e trasparente che non hanno alternativa, quindi questa è l'unica strada che possono percorrere. Gli afghani che sono arrivati in Veneto, nel Trevigiano nel 2021, nell'immediatezza dei fatti della presa del potere da parte dei talebani, le immagini che avete visto poco fa sono relative anche all'assalto all'aeroporto di Kabul. Poi abbiamo visto anche quelle immagini devastanti di persone che in qualche modo si aggrappavano alle ali di questi aerei e che facevano anche una brutta fine. A proposito di disperazione, dove sono oggi questi afghani arrivati in Veneto e nel Trevigiano? Sono stati inseriti, sono stati integrati? Beh, credo di sì. Io adesso non faccio parte della struttura che li ha accolti, però molti capita di trovarli che si sono comunque integrati, qualcuno lavora, chi va a studiare, i giovani soprattutto alle università. So che l'Università di Padova ha fatto molto per questi giovani afghani, per esempio. Assolutamente, questo lo abbiamo raccontato. Colonnello, ho fatto bene a ricordare questo aspetto preciso. Presidente Rasera, iCare dicevamo è una realtà consolidata. Di che cosa si occupa? Spieghiamolo a quei pochi che ancora non lo sanno a casa. Sì, la nostra associazione di volontariato è stata fondata nel 2000 e con l'obiettivo primo, prioritario, principale, quello della cooperazione internazionale. Abbiamo fatto alcuni progetti soprattutto in Africa subsahariana, ma poi lentamente l'attenzione si è spostata sui temi più locali, soprattutto sulle politiche dell'immigrazione in Veneto, in provincia di Treviso. Abbiamo una sede, un centro dove distribuiamo viveri alle famiglie in povertà, fra l'altro che aumentano sempre di più, e poi promuoviamo, insomma, cerchiamo di accompagnare anche con percorsi di formazione, di aggregazione, le comunità degli immigrati. E in questo senso proprio la prossima settimana organizzeremo una settimana contro le discriminazioni razziali che rientra nel programma nazionale e internazionale dell'UNAR, che è l'Ufficio Nazionale Antirazzismo, dove porteremo messaggi di riflessione sui temi del razzismo nelle scuole con iniziative culturali e teatrali che poi magari più nel dettaglio con Vincenzo, mi permetto di chiamarlo perché è un nostro volontario. Quindi intanto possiamo vedere anche un po' di immagini della vostra attività sul territorio. Ecco, volevo concludere questa prima riflessione che le ragioni che prima Vincenzo illustrava di perché la gente scappa valgono per tutti gli altri movimenti migratori che ci sono nel mondo. Considerate che noi stiamo parlando di qualche decina di migliaia, qualche 100, 150, 200.000 immigrati che sbarcherebbero nelle coste italiane, quando i movimenti migratori e di persone che scappano dalle loro realtà sono circa 100 milioni all'anno. Quindi qui arriva una quantità assolutamente minima, per cui queste parole d'ordine, no, dell'invasione, di tenerli a casa loro, di bloccare i porti, eccetera, sono assolutamente propagandistiche che non trovano poi riscontro nella quotidianità dei drammi che spesso raccogliamo e che proprio la prossima settimana li porteremo anche con qualche testimonianza in alcune scuole. Ma le chiedo, Presidente,
le piace la linea del governo sul tema migratorio che è stata ribadita poi venerdì in quel Consiglio dei Ministri a Cutro? Allora, a parte che non sappiamo bene ancora come si attuerà questa nuova dinamica, ma non ci piace perché la parola d'ordine iniziale che non ci convince, anzi che respingiamo culturalmente, quello del rimanere a casa loro, impedire che partano, proprio con la descrizione che abbiamo tentato di fare prima, è come fermare l'acqua con le mani, come fermare il mare con le mani, è una cosa assolutamente... Certo siamo consapevoli e convinti e sostenitori di una politica europea per l'accoglienza e per l'immigrazione, che non può essere solo lasciata, qui fra l'altro ci sono responsabilità, ma noi non vogliamo entrare nelle dinamiche politiche perché noi abbiamo un altro ruolo, ma certamente dagli accordi di Dublino in poi l'Italia effettivamente è diventata il punto di approdo e quindi bisogna cambiare questo tipo di politica, ma con questa prospettiva, non con quella di dire rimanete a casa vostra, perché sennò questo dovrebbe valere anche per quei 60-70 milioni di italiani o di discendenti italiani che sono in giro per il mondo. Se dovessero ricevere lo stesso messaggio ritornate a casa vostra, rimanete a casa vostra, noi ci troveremo adesso 120-130 milioni in Italia. Non so se la gente sia consapevole di questo dato. E poi questo elemento che quando ci rifletti sopra fa pensare, come ci sono erano 90 milioni 89 milioni 2 anni fa, poi con lo scoppio della guerra in Ucraina sono diventati 100 milioni. Allora 10 milioni sono integrati, sono stati accolti, i 100.000, i 200.000 che dovrebbero arrivare per la drammaticità delle situazioni che vivono nel Sahel, in Afghanistan, in Siria, in Burkina Faso, adesso in Mali, dove fra l'altro c'è la sostituzione anche, come dire, del controllo da parte della Cina e della Russia. Sono riusciti ad allontanare i francesi, forse anche con qualche ragione, però adesso sono colonizzati da altre due superpotenze. Quindi da questa situazione, se la gente non ha speranza, non ha futuro, non c'è un minimo di democrazia, certamente i popoli devono preoccuparsi anche del loro futuro. Ma quello di dire lavoriamo per creare lì le condizioni, se queste non sono compatibili col progetto di vita di una persona, cosa fa? Scappa. Senta Rasera, ci sono profughi di Serie A e profughi di Serie B, perché un po', diciamocelo, l'atteggiamento nei confronti dei profughi, per esempio dall'Ucraina, è diverso rispetto a quello che c'è nei confronti dell'Afghanistan. Sì, naturalmente senza voler fare, come dire, la guerra fra poveri o fra rifugiati, ma certamente il dramma dell'invasione russa in quel paese ha portato un'emozione mondiale, ma ci sono quante? 59, 58, 59, forse in questo senso Vincenzo ci potrebbe essere guerre nel pianeta. Il Papa le definisce le guerre a pezzi. Insomma, e questo crea situazioni analoghe a quelli degli ucraini in tutti gli altri paesi dove c'è la guerra. Perché gli altri, quelli non devono avere il diritto ad avere? Si dice, ma se arrivano qui per la guerra, perché scappano per la guerra, porte aperte, ma tutti arrivano qui per ragioni di insicurezza, per ragioni di guerra, per ragioni di fame, per ragioni di crisi climatica, eccetera. In questo senso ci sono come rifugiati di Serie A e di Serie B. È proprio questo che tentiamo nel nostro piccolo di fare con la settimana prossima, in questa settimana contro le discriminazioni. Esatto, perché in tutto questo c'è un fattore che possiamo definire un fattore razziale. C'è ancora razzismo? Sì, purtroppo c'è razzismo, ma il problema non è solo un fenomeno, come dire, dei bianchi verso i neri. Purtroppo quello che sta succedendo in Tunisia in questi giorni, in queste settimane, è una tragedia, perché lì c'è una piccola minoranza di neri, saranno circa 20-25 mila nei 12 milioni, e c'è la caccia al nero da parte degli... Perché? Perché anche lì hanno aizzato i governi, spesso per tentare di annacquare le loro responsabilità, scaricano sugli ultimi. Adesso c'è la caccia al nero in Tunisia, è una cosa drammatica. Qui ci sono situazioni di razzismo,
Allora, si dice no, ma l'Italia non è razzista. Certo, l'Italia non è razzista nel senso del Ku Klux Klan, però le discriminazioni ci sono, anche istituzionali ci sono discriminazioni, perché nel momento che fai una delibera che dici no, la casa la diamo solo a chi ha più di 10 anni di permanenza, a chi ha, eccetera, no? Tutta una serie di condizioni, quelle sono discriminazioni. E poi l'altro ultimo punto di riflessione è quello. Adesso pare che tutte le tematiche del mondo siano gli sbarchi, ma qui abbiamo anche un problema qui di politiche immigratorie. Per i 500.000 immigrati che sono in Veneto, per i 100.000 immigrati che sono in provincia di Treviso, per i 5 milioni di immigrati che sono in Italia e che vivono regolarmente nel nostro paese, lavorano, eccetera. Poi c'è qualcuno che mendica per le strade, allora tutti sono mendicanti, ha bisogno di... Allora tutti sono... no, ragazzi, qui la nostra economia per buona parte è sopportata proprio da queste persone e quindi questi hanno diritto di essere incluse come qualsiasi altro cittadino, come avviene peraltro per gli italiani in giro per il mondo. Questo in Italia e nel Veneto? Nel Veneto... Spesso si parla del Veneto, di Treviso come modello di integrazione, è davvero così? Dobbiamo dire che in Veneto non troviamo un clima istituzionale avverso, non c'è obiettivamente, però questo anche grazie al lavoro capillare fatto dalle associazioni di volontariato, dai messaggi culturali che provengono da quella rete di accoglienza che adesso per esempio ci sarà il problema dei flussi, no? Ma il problema dei flussi significa anche incominciare a regolarizzare quelli che sono qui presenti e che spesso, se non trovano un lavoro regolare, vivono ai margini della società. E quindi non sono tanti, perché la strada dei 100.000 circa che vivono a Treviso, considerate in provincia, considerate che abbiamo qualcosa come 150-160 passaporti, cioè gente che proviene da 150-160 paesi. Quindi siamo di fatto una società multietnica e interetnica. Ed è con questa che bisogna fare i conti culturali, educativi, scolastici, economici, eccetera. Ecco, noi stiamo lavorando nel nostro piccolo per questa società. Presidente, ricordo il sondaggio di Ring di questa sera e vorrei una risposta, ma a questo punto l'ho capita. Il sondaggio di Ring, che così lo ricordiamo, imprese e campi, servono più immigrati? Lo stiamo chiedendo ai nostri telespettatori e lei dice sì, servono di più. Certo che servono di più, però servono anche con normative che consentano a queste persone di arrivare qui senza con quella arzigogolo di legge Bossi-Fini in cui bisogna che il datore di lavoro prima conosca quello che proviene dalla Nigeria e che sia o si fanno delle politiche, su questo siamo d'accordo, delle politiche anche di formazione lì, dei corridoi che possano arrivare qui la gente in assoluta sicurezza, ma soprattutto modificare la normativa che non sia così vessatoria. Abbiamo bisogno, adesso mi pare che lo stesso Ministro dell'Agricoltura adesso, che fino a poco tempo fa era contrario a qualsiasi movimento migratorio, parla di 500.000 Diciamo che siamo passati dal blocco navale ai flussi, al decreto flussi da 500.000 un po' di coerenza unità. Un po' di coerenza anche culturale, politica, ci vuole su questa cosa. Abbiamo a che fare con esseri umani che poi garantiscono anche il nostro cimitero anagrafico, perché no? E questo è un altro tema. Allora, Presidente Rasera, io la ringrazio. Adesso al suo posto arriva Mariam, è una storia molto bella di una ragazza originaria del Burkina Faso che è integrata a Treviso, studia, insomma sentirete la sua testimonianza. Resta con me. Che sarà una delle testimoni anche per la settimana contro il razzismo. Resta con me il colonnello Grasso, però adesso a proposito di carenza di manodopera, uno dei settori che soffre di più è quello dei trasporti, della logistica. Così il numero 1 della Confartigianato Trasporti di Treviso, Danilo Vendrame. Serve più rispetto, bisogna che cambi l'approccio in generale, da cominciare dai caricatori e committenti ai stessi vettori che siamo noi,
cambi l'approccio verso il dipendente. Il dipendente è una risorsa e lo deve essere per me che l'ho assunto, ma deve essere anche per quello per cui faccio il viaggio. È una risorsa e bisogna rispettarlo. Ripete la parola rispetto come fosse un mantra Danilo Vendrame, numero 1 degli autotrasportatori artigiani della Marca, settore che nel post-pandemia ha visto acuirsi la crisi strutturale di manodopera. Per Vendrame la questione culturale ha a che fare con la percezione della professione. Non è giusto che se arrivi su un posto con 10 minuti in ritardo ti dicano ti scarico domani mattina. Non è colpa tua, hai trovato un incidente, hai trovato traffico per strada, arrivi 10 minuti in ritardo, però dopo magari dormi fuori nel camion a 30 km da casa quando potresti aver fatto tutto. Allora ti arrabbi. Ad aiutare il comparto ora c'è il bonus patenti del governo, attivo da metà febbraio, una misura attesa ma che da sola non basta. Per ridare dignità alla professione serve rendere la vita degli autisti meno dura. Vendrame porta un esempio. Purtroppo, specialmente sulle autostrade, non c'è il posto dove fermarsi. Se vediamo la 4 al Cubo di Venezia ci sono 6 stalli di notte parcheggeranno una quarantina di camion per dritto, per storto, per traverso, sulle entrate e sulle uscite. Non è sicurezza quella. Insomma, il comparto attende una svolta. Stipendi mediamente alti rispetto ad altre figure non attirano più. Un autista giornaliero può prendere 2005, 2007, 2008 puliti, più 13ª, 14ª, solitamente TFR, tutto quello che ci va dietro. Il fare tante ore, come può succedere a un trasportatore, non è che siano pesanti se le fai linearmente, però se cominci a arrabbiarti dal mattino alle 8 fino alla sera, ovvio che non ce la fai, ovvio che cerchi qualche altra alternativa, insomma. Quindi il settore della logistica, le prese con questa carenza di manodopera, come vedete è un problema complesso, no? Vendrame parla di dignità per i lavoratori, ma poi questi lavoratori che di fatto mancano, vuoi perché le patenti costano troppo, vuoi perché di italiani che vogliono fare gli autisti ce ne sono sempre meno, insomma anche questo è un tema. Io adesso vi presento Mariam Yenchene, volontaria anche lei di iCare. Presentati Mariam, raccontaci un po' di te. Tu vivi a Treviso, studi, ti sei laureata da poco, raccontaci un po'. Sì, io sono originaria del Burkina Faso, sono venuta in Italia 18 anni fa e come dico sempre io sono italiana, nel senso che per essere italiani secondo me bisogna pensare, mangiare e dormire in italiano, che è sostanzialmente quello che faccio. Ho fatto tutto il mio percorso scolastico qua in Italia e fondamentalmente del mio paese d'origine non conosco niente, nel senso che sono tornata nel corso di questi 18 anni 2 volte, in cui sono stata una volta un mese e una volta 3 settimane. Quindi oggi definirmi del Burkina Faso mi riesce un po' difficile, ecco. Diciamo che ad oggi alla domanda da che paese vieni preferisco dire sempre Italia. Non però perché non io hai la cittadinanza. Non ho la cittadinanza. Perché no. Questo è il tema. Tanti ragazzi come te non hanno la cittadinanza italiana, Esatto. Eppure tu hai svolto tutto il ciclo scolastico in Italia, a Treviso. Sì, così. Ho fatto le elementari qua, appunto mi sono appena laureata in Relazioni Internazionali e Diritti Umani a Padova e penso che quella della cittadinanza sia una piaga per noi ragazzi di seconda generazione, perché non riusciamo a un certo punto non riusciamo ad avere la riconoscenza dal nostro Stato, perché di questo si tratta, il fatto di avere il passaporto che dimostri quello che noi in realtà sentiamo già. Ed è una parte della mia vita che mi tocca perché comunque sia io nel momento in cui dico di essere italiano avrei anche piacere di avere qualcosa che lo dimostra, no? E dico sempre che
ok, alla fine io molto probabilmente ho anche questa fortuna di avere la doppia cittadinanza, quella che sento io e quella che è riconosciuta nella carta, però oggigiorno forse penso di meritarmi più la cittadinanza italiana che quella del Burkina Faso, perché io fondamentalmente del mio paese non so l'inno, oltre a sapere qual è la capitale, molto probabilmente non so neanche i cibi tradizionali, e invece posso dire con tanta certezza che so tutto questo dell'Italia. Ti senti anche trevigiana? Sono trevigiana. E cosa pensi di Treviso? Treviso posso dire che mi ha accolta 18 anni fa con tanta curiosità, perché parliamo della fine degli anni 2005, quindi quando noi di seconda generazione eravamo pochi, veramente pochi, quindi in una scuola magari trovavi 2 ragazzi neri, sì, 2 ragazzi neri. Nel mio caso la mia prima scuola è stata a Roncade, e eravamo veramente in 2 e quindi le domande, mi ricorderò sempre le domande tipiche, ma che oggi lavorandoci ho capito che in realtà erano domande di curiosità, no? Quelle domande, tipo, mi ricorderò sempre, io all'epoca non portavo il velo, le treccine, perché le fai, ma tu ti lavi, che erano domande innocenti, no? Che lì per lì magari ci stavi male. Oggi posso dire che i miei fratelli, per esempio, non devono sopportare queste domande che magari possono essere futili, ma per una bambina pesava. C'è stata quindi un'evoluzione, tu vedi, sì, in questi anni. Esatto. Ma ti faccio una domanda un po' personale, ma di questo stiamo parlando. Tu pensi di aver subito atti, gesti di razzismo o atteggiamenti razzisti? Io penso che ciascuno di noi in qualche modo, in modo sottile, c'è sempre. Nel senso che non devono essere delle ripercussioni, non ci devono essere dei fatti esaltanti per dire che questo è razzismo, però le sottigliezze le ho sempre percepite. Ecco. Ci fai un esempio? Nel momento in cui, per esempio, dovevo ecco, mi fa un po'... scusate. Tranquilla. Nel senso che nel momento in cui io ho iniziato a fare scuola, nei primi anni, sto ancora parlando dei primi anni, ho visto anche da parte anche delle maestre un certo distacco, nel senso io avevo già le mie difficoltà di mie perché comunque non conoscevo la lingua, eccetera. E dalle maestre ho avuto come quella sensazione di stai un po' là, ecco. Quindi più da parte degli adulti che dei bambini? Sì, sempre da parte degli adulti. Devo mettere questo punto di vista anche con i miei coetanei della mia età. Io non ho mai sentito questo disagio, ecco. Mi sono sempre, tra l'altro ho sempre frequentato solo coetanei italiani, perché il mio cerchio è sempre stato quello italiano, insomma, e non ho mai sentito questo. Però da parte degli adulti, ma anche semplicemente prendendo l'autobus, mi è capitato una volta, che penso che è qualcosa che capita molto a noi seconde generazioni, di lasciare magari il posto alla signora che non voglia sedersi, e poi subito dopo magari il nostro coetaneo bianco, possiamo dirlo proprio così, lascia la sedia e ci si siede molto volentieri. Ecco. Sono fatti comunque sono gravi. Sottigliezze che... Sono insomma, sì, sottigliezze fino a un certo punto. Colonnello Grasso dice una cosa molto interessante, Mariam: più gli adulti dei bambini. Quindi significa che ogni svolta culturale parte dagli adulti e che certe convinzioni possono maturare anche in età avanzata.
È molto probabile, i ragazzi sicuramente crescono insieme, quindi per loro è molto più semplice adattarsi magari alla differenza e alla diversa cultura. Su chi è più grande, chiaramente, o hai vissuto certe esperienze, ecco, allora posso portare la mia testimonianza, essere stato lì, aver visto determinate cose. Per chi è lontano, è chiaro, siamo ormai oggi bombardati poi da tanta mala informazione anche che condiziona spesso i nostri comportamenti. Per cui però c'è bisogno di avere poi una settimana dedicata. Esatto, e qui volevo arrivare perché ecco, per evitare fenomeni spiacevoli e la cultura appunto del razzismo sordido, no? Magari non quello diretto ma quello subdolo, voi appunto farete un progetto, porterete un progetto nelle scuole a partire dalla prossima settimana. 7 giorni, potremmo dire così. Non solo, E non solo, contro il razzismo. Ce lo spieghi un po'? Sì, noi abbiamo partecipato a un bando di concorso che è promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio Nazionale Antirazzismo. Ogni anno, in concomitanza del 21 marzo, che è la giornata internazionale dell'ONU per l'eliminazione delle discriminazioni razziali, viene indetta appunto questa settimana contro il razzismo. E noi abbiamo partecipato al bando, lo dico anche con un po' di orgoglio, insomma, trevigiano. Treviso con l'associazione CARE si è classificata prima nella graduatoria nazionale di questo bando, per cui abbiamo il totale sostegno dell'Ufficio Nazionale Antirazzismo e abbiamo preparato questo programma che da lunedì a domenica della prossima settimana si svilupperà su vari livelli. Gli aree di azione di tematiche erano 4, l'educazione, la cultura, arte e spettacolo e lo sport. Noi abbiamo cercato di coprire in qualche modo tutti questi aspetti, per cui saremo nelle scuole tutte le mattine portando proprio testimonianze sia di ragazzi di seconda generazione ma anche di altri immigrati. Avremo una proveniente dall'Afghanistan, una dall'Iran e un altro dal Senegal, quindi che potranno anche raccontare come sono arrivati loro, differente dalla seconda generazione, invece che racconteranno come appunto sono cresciuti, si sono integrati nella nostra società. Avremo 2 rappresentazioni teatrali anche per gli studenti. Il 21, che è proprio la giornata internazionale, abbiamo pensato di sottolinearne l'importanza con una conferenza che la sera di martedì 21 sarà tenuta alla Fondazione Benetton Studi e Ricerche, gli Spazi Bomben. Abbiamo 4 relatori, uno per ogni area, quindi avremo un attivista originario del Venezuela, sociologo, lavora con l'Università di Padova in questo momento, Gustavo Alfredo Garcia Figueroa, spero di ricordare perché i cognomi sono tutti difficilissimi. Avremo un'esperta per la cultura, un'esperta di comunicazione, Susanna Owusu, lei è originaria del Ghana ma come Miriam è romana, lei si sente è romana, e Lucia Georges, che anche lei è attivista, lavora con Save the Children in questo momento, ma ha scritto anche tanti articoli per arte e spettacolo. E interverrà è un giocatore del Benetton o comunque un Rugby. rappresentante del Benetton Rugby, perché nel contesto di questo programma l'altro evento clou sarà sabato pomeriggio, il 25, allo Stadio di Monigo. È già in programma un incontro internazionale dove la nostra squadra insomma, sta veramente ben figurando, quindi con i migliori auguri. Casualità proprio contro una squadra del Sudafrica. Ricordo che il 21 marzo è stata scelta dall'ONU proprio per commemorare un massacro avvenuto in Sudafrica il 21 marzo del 1960 contro dei neri che protestavano pacificamente, uccisi dai poliziotti bianchi. Sappiamo il clima di apartheid del Sudafrica di quell'epoca. Tra l'altro è importante che ci sia la Benetton, visto quello che è successo alcuni mesi fa, insomma il caso che poi era diventato di dominio pubblico a livello nazionale. Per pubblicamente complimentarmi con il Benetton Rugby, perché veramente il fatto è stato gestito molto bene, stigmatizzato subito. Loro giocano, chi va allo stadio lo sa, hanno la scritta no razzismo dietro le magliette tutte le partite. Quindi diciamo che siamo stati accolti e siamo contenti di questo da loro ben volentieri. Si tratta quindi di andare avanti su questa strada, colonnello. Senti Mariam, vuoi lanciare un appello a chi ci sta seguendo da casa? Ti senti? Sì. L'appello che vorrei fare è
quello di considerare che noi ragazzi di seconda generazione non siamo un pericolo, perché sembra quasi che noi stiamo venendo in Italia per togliere la cultura italiana, la famosa cultura italiana. Noi vogliamo invece creare un ambiente di integrazione. Ormai il mondo è multiculturale e penso che gli adulti facciano molto fatica ad accettare questa cosa, ma ormai l'Italia è un paese a tutti gli effetti multiculturale e noi siamo il futuro dell'Italia, noi di seconda generazione. Quindi tu dici la cultura italiana non è, o la cultura trevigiana, veneta, non sono culture a rischio? No, con noi non sono a rischio. Noi, semmai con noi potenziamo la cultura. Arricchiamo. Quindi è un fattore arricchente, colonnello? Assolutamente. Io credo di aver avuto veramente delle ricchezze nelle mie esperienze all'estero, conoscendo e cercando di capire e di integrarmi con le altre culture. Quindi mi sento di condividere pienamente il pensiero di Mariam. E Mariam, un'ultimissima domanda. Quando vedi le immagini di Cutro, di queste stragi in mare, qual è la tua prima reazione? La mia prima reazione è che dopo che ho fatto i miei 2 viaggi che dicevo prima nel mio paese, io capisco chi parte, perché la disperazione non è solo la guerra è anche la fame. E da questo punto di vista sono anche molto fiera delle mie origini e ringrazio sempre i miei genitori per questo dono di un'altra vita, e credo che i genitori che partono, al contrario di quello che si dice, che partono per dare un futuro migliore ai loro figli, sono invece i genitori più consapevoli, perché vogliono lasciarsi alle spalle la non vita per andare incontro alla vita, e quindi sono immagini che mi spiazzano e sono immagini che però mi fanno capire che da una parte questi genitori hanno coraggio, hanno tanto coraggio. Grazie Mariam, grazie colonnello Vincenzo Grasso per questa vostra testimonianza. Noi ovviamente ci teniamo aggiornati sulle iniziative dell'associazione iCare, che tra l'altro posso dire ai nostri telespettatori, se siete interessati alle attività, c'è un sito internet, c'è anche il 5 per 1000, insomma ci sono tante attività in corso. Chi non ha ancora deciso e non sa a chi dare il 5 per 1000 piuttosto che abbandonarlo, insomma, andate sul nostro sito e troverete tutti i dettagli. Grazie davvero, grazie ancora Mariam e in bocca al lupo per tutto. E allora, noi adesso andiamo in pubblicità, prima però vi ricordo un po' i fatti del giorno. Questa immagine l'avete già vista, è relativa all'esplosione della cassa continua a Piavon di Oderzo presso il supermercato. Questa notte alle 3 l'esplosione avvertita in tutto il circondariato. Questa cassa continua che è volata per diverse decine di metri e per poco non ha raggiunto, come ci raccontava la nostra Daniela Sizia, la sede stradale, quindi tanta paura e indagini in corso. Siamo stati poi a Mestre per i fatti, per la violenza che c'è stata al parchetto, quest'uomo massacrato di botte, poi ancora a Venezia un ragazzo che scappava da una banda di 20 persone con tanto di Rottweiler. E poi vi ricordo nel pomeriggio alle 15 in Duomo a Oderzo i funerali di Barbara Brotto, la 17enne morta poco più di una settimana fa a Gorgo al Monticano nella strage delle ragazze, quel terribile incidente stradale per cui è aperta un'inchiesta per omicidio stradale. Allora facciamo così, adesso il meteo, poi qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo per il punto politico. A fra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo.
La tendenza per l'inizio della settimana ci dice che il tempo sarà buono. Una perturbazione però si avvicina portando una lieve instabilità. Ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di lunedì 13 marzo evidenzia un ampio soleggiamento. In giornata infatti avremo un cielo poco nuvoloso. In serata non si escludono delle piogge via via più diffuse nella notte. Temperature stazionarie minime tra 1 e 5 gradi, massime invece comprese tra gli 11 e i 16 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo poco nuvoloso con qualche velatura. Col passare delle ore cielo più nuvoloso, specie sui monti. In nottata qualche piovasco a carattere sparso. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime sui 13-14 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancherà il sole, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare con il passare delle ore. Temperature minime sui 5 gradi, massime sui 16-17 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Di nuovo in diretta per aprire il dibattito politico anche in questo lunedì 13 marzo e ovviamente i fatti politici sono tanti perché ci lasciamo alle spalle l'Assemblea nazionale del Partito Democratico, l'incoronazione ufficiale di Elly Schlein, segretaria dei Dem. Partirei proprio dalle sue affermazioni sulla strage di Cutro e poi apriamo il dibattito. Elly Schlein. Sono andati a fare un consiglio dei ministri a Cutro, chiusi dentro, senza neanche passare a dare omaggio alle vittime, ai loro familiari, cosa che invece ha fatto, e per questo lo ringrazio per la sua sapiente guida sempre, il presidente Mattarella. Tributata al Presidente Mattarella da parte dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico dopo le parole inequivocabili della neosegretaria Elly Schlein. Ne parliamo con Cristina Guarda, Europa Verde, consigliere regionale. Buongiorno Guarda, buongiorno a Lucas Pavanetto, buongiorno. Consigliere regionale di Fratelli d'Italia. In studio con me Giacomo Nilandi, Partito Democratico, di quella che era la mozione Schlein, poi risultata, come avete visto, vincente, e Fabio Maggio, Forza Italia. Buongiorno a tutti e quattro. Allora, partiamo dalle parole di Schlein e allarghiamo l'orizzonte anche alle dichiarazioni di diversi esponenti socialisti europei che parlano di governo Meloni come governo inumano nel trattare il fenomeno migratorio. Guarda, comincio da lei. È davvero inumano l'atteggiamento del governo Meloni o è un termine eccessivo? Io credo si debbano verificare bene le condizioni in cui sta operando il governo e se davvero, come pare dalle informazioni che ci vengono trasmesse, stia ignorando i segnali d'allarme che sono dati da coloro che stanno monitorando la situazione nel Mediterraneo, quindi impedendo l'azione di tutela e di salvataggio delle persone, che, ribadisco, è un aspetto che è tutelato dal diritto internazionale e quindi dal dovere di prendersi a cuore e di salvaguardare le persone che sono in difficoltà in mare. Quindi diciamo lei non usa termini così forti, vuole vederci più chiaro, mi pare di capire.
Io non sono sicuramente una grande sostenitrice di questo governo e sicuramente potrei lasciarmi a dichiarazioni di ogni tipo. Oggettivamente parlando, io sono molto preoccupata da quello che emerge da queste prime ricostruzioni da parte di chi ha mandato segnalazioni e dall'assenza di reazione, e questo per me è gravissimo, e chiedo e esorto insieme a tutto il mio partito, ma anche a una comunità italiana e internazionale che è preoccupata per questa coerenza anche umana e anche cattolica, di prendersi cura del prossimo e che non viene posta in essere da un governo che ha l'urgenza e ha anche gli strumenti per poter intervenire. Tra l'altro lo possiamo vedere dall'ANSA.it, l'agenzia è stata battuta un minuto fa alle 13:44. Migranti, vertice fra Meloni, Crosetto, Piantedosi e i servizi a Palazzo Chigi. Si sarebbe tenuta quindi questa riunione sul tema migranti. Al momento non ci sono gli esiti di questa riunione, ma è la dimostrazione che il tema è caldo, anche perché per l'appunto è una strage continua senza fine, quella dei migranti. 2 settimane fa la strage di Cutro, ma come sapete ci sono circa una trentina di dispersi in mare, nel mare libico. Senta Nilandi, Schlein su Cutro è stata molto chiara e ha chiamato più volte in causa Meloni. C'è chi dice è in atto una strumentalizzazione politica da parte del Partito Democratico. Ma io credo che la vera strumentalizzazione politica che abbiamo visto in questi anni è stata dalla destra, che ha cavalcato le viscere più becere di questo paese, soffiando sul vento della paura del diverso e animando tutta una serie di cattivi sentimenti sulla popolazione, di cui poi ha goduto del proprio tornaconto elettorale, non di certo il centro-sinistra, che con errori e cose buone ha comunque tentato di governare con un certo raziocinio la tematica. In questo momento effettivamente si attacca la destra, ma perché la destra in questo momento sta sbagliando totalmente con le politiche che ha messo in piedi da quando si è insediato questo governo. Schlein ha preso le distanze anche dal ministro PD Minniti, tra l'altro. Sì, assolutamente, ha preso le distanze dal ministro PD Minniti in seguito alla strage di Cutro e alle oggettive responsabilità che sono emerse in quella fase nella ricostruzione di tutte quelle che sono state le vicende di quei giorni. Io penso che sia impossibile a 100 metri dalle nostre coste, non a miglia, ma a 100 metri dalle nostre coste, far morire quasi 80 persone perché non siamo in grado di mandare fuori qualcuno a salvarle. Questo è il tema. Qualcuno però le direbbe, vabbè, negli ultimi giorni però sono stati salvati 1300 migranti. Sì, assolutamente, e questo non, in qualche modo non va a inficiare quello che di solito fa la Guardia Costiera piuttosto che gli altri soccorritori, comprese le ONG, che in questi anni in qualche modo hanno salvato vite umane. Le due cose non sono in contraddizione. In quella occasione lì, in quel momento lì, è stato appurato che, ripeto, a 100 metri, ok, dalle nostre coste si è affondata una nave e noi non siamo stati in grado di soccorrerla. Questo è un dato oggettivo del quale qualcuno in questo paese dovrà rispondere. Quindi, o in questo paese nessuno risponde mai di niente. A me interessa questa accusa, che è un'accusa forte, di inumanità. Ma l'inumanità, voglio dire, cioè è un dato relativo, Christian, nel senso che qui, al netto di un giudizio morale, c'è un giudizio politico su quello che si fa o su quello che non si fa. Una persona può essere più o meno inumana, ma politicamente, nel momento in cui si ha un ruolo istituzionale, bisogna rispondere anche a determinati dettami che questo ruolo in qualche modo comporta. Primo fra tutti quelli che sono i trattati internazionali che obbligano a salvare chiunque si trova in condizioni di necessità in mare, e questo purtroppo nell'occasione di Cutro non è stato fatto, e questo è il dato. Pavanetto, E neanche stanotte, certamente. Pavanetto, facciamo un passo avanti in questa discussione e occupiamoci dell'atteggiamento nei confronti del fenomeno migratorio da parte del centrodestra. C'è chi dice che ci sia una dicotomia tra la linea Meloni, la linea di Fratelli d'Italia, con il ministro per esempio Lollobrigida che ha annunciato un decreto flussi da 500.000 unità, quindi
interessato in qualche modo a regolarizzare l'immigrazione o comunque a trattare il tema degli immigrati regolari, e la linea che qualcuno, la stampa più avversa, definisce truccista della Lega, quindi di fatto il fermare il fenomeno migratorio. C'è questa dicotomia, utilizzo questo termine, all'interno del centrodestra? Rispondo subito alla domanda prima di poi entrare nel merito delle dichiarazioni che sono state fatte poco fa. Allora, non c'è nessuno scontro, anzi penso che le uniche risposte alla regolarizzazione degli immigrati in funzione di quello che è la dignità, perché qui qualcuno dice Meloni inumana, io ricordo che gli unici a fare qualcosa con i governi di centrodestra nel passato, proprio per dare dignità a una migrazione che possa essere naturalmente dare dignità a chi arriva in Italia, cioè ovvero quella di poter dare un lavoro a queste persone, lo hanno fatto appunto con la regolamentazione dei flussi. Ricordo, e quindi credo che questo sia un punto d'incontro tra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e le forze moderate che governano, proprio perché si ragiona su quella che è la necessità del Paese di dare una risposta al mondo del lavoro, una risposta che può essere data benissimo con i flussi migratori, come è stato in Germania negli anni '80. Io non a caso nasco in Germania proprio per questa motivazione, e vorrei aggiungere anche che in questo modo si può dare dignità. Naturalmente poi però quando verranno a lavorare qui queste persone non dovranno avere quegli esempi alla Sumoro che tanto il PD non ho visto che ha rinunciato in maniera brillante, quanto l'accusa di aver fatto affondare, anche se prima è stato un lapsus, le barche di migranti, perché penso che nessun governo di centrodestra o di centrosinistra abbia mai abbandonato una sola persona in mare. E i dati di poco fa, Cristian, l'hai detto anche tu, cioè le 1300 persone salvate sono la dimostrazione che l'Italia è sempre stata, sotto questo punto di vista, in prima linea. Quello che il governo Meloni sta facendo a livello nazionale, ma soprattutto a livello europeo, è quello di fermare queste persone prima che partano, proprio perché la partenza dai porti insicuri, i tratti insicuri, questi corridoi che non esistono in verità, che non ci sono corridoi umanitari sicuri in questo momento sul Mediterraneo, poi portano a queste stragi. Ma non c'è nessuna contraddizione? Prego Pavanetto. No. L'ultima cosa per quanto riguarda la parte di Cutro, il governo Meloni ha voluto dare un messaggio di vicinanza facendo un Consiglio dei Ministri lì in loco. Poi il Presidente Meloni ha dato disponibilità all'incontro, anzi ha invitato i familiari, poi su questo si è aperta la solita bagarre. Voglio solo dire che penso che in questo momento bisogna risolvere un problema. I vivi sono naturalmente ospitati nelle strutture che non sono state chiuse, non sono stati cacciati al loro paese, anzi c'è quello che poi cerca di narrare una certa sinistra, quindi non c'è una cosa inumana, anzi cercheremo di mettere sicuramente in ordine anche questo, perché di inumano è quando metti 1000 persone dentro un centro dove dovrebbero starcene 500 al massimo, e l'abbiamo visto anche negli anni passati, e su questo ricordo che ben 8 anni di governo non hanno portato a nulla, né a modifiche di quelli che sono i flussi migratori, visto che il PD ci ha governato negli ultimi 8 anni, né alla possibilità di mettere a posto quei centri che possono dare dignità alle persone arrivate. Pavanetto, mi può rispondere a questa domanda cortesemente, perché insomma è una contraddizione, sembra perlomeno una contraddizione. Fratelli d'Italia adesso annuncia un decreto flussi con numeri tra i più alti della storia recente repubblicana, Lollobrigida parla di 500.000 unità, ma a settembre, poco prima del voto, Meloni parlava di blocco navale. Sono conciliabili queste posizioni? Cristian, parliamo di due cose diverse, ma effettivamente poi il messaggio che passa proprio per la strumentalizzazione politica che viene fatta di questa cosa è quello che poi tu, in maniera provocatoria immagino, hai fatto in questo momento. Allora, i flussi migratori significa che io do la possibilità delle persone sulla base di un contratto di lavoro di venire a lavorare in Italia in maniera regolare. Prendono l'aereo con un biglietto regolare, arrivano in Italia, hanno una dignità come il turista, come il cittadino, come il visitatore, come il lavoratore straniero che viene in Italia a lavorare. Punto, questa è la cosa.
Il blocco navale significa bloccare gli scafisti, significa bloccare coloro che ci marciano economicamente sulle vite delle persone, sulle disgrazie delle persone, per portarle in maniera insicura, e qua state facendo vedere un'immagine proprio di quello che stiamo parlando, caricandoli su pescherecci che dopo vanno ad affondarsi da soli e li spediscono in Italia senza una regolarità. Quindi sono due cose diverse. Sta funzionando questo blocco navale? Due cose diverse. Inutile che parli blocco navale. Il blocco navale, noi in 4 mesi stiamo già parlando con l'Europa di blocco navale. Voi in 8 anni non avete fatto nulla, scusate, Quindi attenzione su questa cosa. Perché i morti però sono a me pare che al netto della narrazione e condannate Minniti, che è l'unico che ha fatto qualcosa. Milandi veloce, che poi vado da Maggio, dica. No, per tanti anni abbiamo sentito il centrodestra parlare di effetto pull factor, per cui dell'attrattività che avrebbero dovuto avere i salvataggi nei confronti delle persone che partivano. Adesso, da quando governano loro e hanno fatto di tutto per far sì che le navi di salvataggio venissero tolte o indebolite dalla loro azione all'interno del Mar Mediterraneo, ecco che gli sbarchi sono aumentati. Per cui diciamo che forse permettere alle persone di avere qualche nave in più che li salvi, di certo non fa sì che poi queste in qualche modo non ne sbarchino di meno. Abbiamo bloccato le navi di salvataggio. Parla, una cosa concreta, qual è l'atto? Non ho capito, scusi, non l'ho proprio sentita, si può ripetere? Ho detto, qual è l'atto che, come hai detto tu, ha indebolito le navi di salvataggio? Beh, banalmente, se io come porto sicuro identifico un porto che per raggiungerlo ci vogliono dei giorni e migliaia e migliaia di miglia nautiche per arrivarci, non permetto a quell'imbarcazione di essere al centro del Mediterraneo, dove effettivamente i naufragi in qualche modo avvengono. Ecco, non c'è stata una misura che ha impedito alle ONG di salvare nero su bianco. Ci sono state tutta una serie di misure che ne hanno fortemente depotenziato l'azione. Questo, voglio dire, consigliere, possiamo essere tutti quanti d'accordo e anche abbastanza intellettualmente onesti. Stai mentendo sapendo di mentire, perché se io dico ad una nave ONG che ha già caricato il soccorso di trasportarli in un porto sicuro, quelle persone lì sono già al sicuro. Attenzione! Io non lo sto abbandonando un peschereccio che sta affondando. Sì, allora facciamo cambio, la prossima volta la metto lei su una di quelle navi e le faccio fare 3-4 giorni in più dopo un naufragio per arrivare a terra. Vediamo come sta dopo. Allora lo dico, solo un attimo. Ai trafficanti di esseri umani. Sono chiarissime le vostre posizioni. Tra l'altro dico anche a chi ci segue da casa, Nilandi ha un'esperienza nelle organizzazioni non governative con Mediterranea di Beppe Caccia, quindi insomma parla anche sulla sua pelle. Maggio, io vorrei che lei con guarda rispondesse al sondaggio di Ring di questa sera. Non so se possiamo rimandarlo in onda, eccolo qua. Imprese e campi, servono più immigrati? Perché questo è il tema alla fine, no? Dicevamo, questo decreto flussi annunciato dal ministro Lollobrigida, 500.000 persone in Italia, già si fanno i numeri per il Veneto, c'è chi azzarda anche 120.000 risorse, tra virgolette, necessarie per il settore primario, per il settore secondario veneto, quindi servono più immigrati? Ma guardi, bella domanda, e finalmente parliamo di qualcosa di concreto che interessa ai cittadini. E mi spiego, credo che il dibattito di questi giorni sia sufficientemente imbarazzante nella rincorsa e nella ricerca di responsabilità di fronte a una tragedia come quella di Cutro. Se volessimo fare il rimpallo di responsabilità, potremmo citare decine di altre tragedie che hanno e potrebbero avere come responsabili i governi di volta in volta e di turno in turno votati e vigenti all'epoca di quelle tragedie. Ricordiamo che Mare Nostrum partì proprio in risposta alla tragedia che si consumò dietro le coste di Lampedusa con 360 morti, Presidente del Consiglio Enrico Letta. Quindi credo che il gioco e il rimpallo di responsabilità non sia quello che interessa ai cittadini. Quello che interessa ai cittadini è quello che interessa anche un partito come Forza Italia, che fa della prassi di governo, della pratica di governo e del pragmatismo di governo la propria bandiera, è quali sono le risposte da dare e quali sono le necessità a fronte di un fenomeno come quello migratorio che è ineliminabile. E allora oggi parole come umanità e fermezza per Forza Italia possono essere conciliate, e lo sono anche per il centrodestra.
Quali sono le misure? Il dibattito politico deve essere quali sono le misure oggi per evitare che tragedie come quelle di Cutro siano replicate. Siamo d'accordo o non siamo d'accordo sul contrasto più duro all'immigrazione clandestina, sul contrasto più duro ai trafficanti di morte, sì o no? Siamo o non siamo d'accordo sulla necessità di stipulare accordi come fece non il governo di centrodestra, ma Minniti con i paesi di partenza? Siamo o non siamo d'accordo sulla necessità di introdurre nuovi strumenti di immigrazione legale che possano effettivamente rendere ragione di un'esigenza che è evidente a tutti, quella del vostro sondaggio, cioè c'è necessità di un flusso di immigrazione regolare nel nostro paese, come in tutta Europa. E a questo punto questi sono gli strumenti di cui dobbiamo parlare. E io sono convinto che nel momento in cui il dibattito si trasferirà dalla polemica elettorale alla prassi, semmai dovesse succedere, le soluzioni saranno più vicine di quello che pensiamo e dovranno esserlo in maniera molto rapida, perché se non ci mettiamo d'accordo noi qui in Italia non saremo mai in grado di avere una posizione ed un peso specifico necessario a trattare questo tema in maniera unitaria in Europa. Senta, guarda, umanità e fermezza, e vado a parafrasare Fabio Maggio, possono coesistere, e possono coesistere questi due valori anche in Europa? Allora, qui siamo di fronte ad una problematica che non può essere semplificata in questa maniera e non può essere vista esclusivamente nel cercare di riassumere il tema come l'utilità dei cittadini italiani e basta, perché qui siamo di fronte ad una necessità che è ben più grande, per cui anche a me piacerebbe poter soltanto ragionare di organizzazione di migrazioni da parte dell'Italia, da parte dell'Europa e in riferimento appunto alle necessità che anche ci sono qui, eccetera. Ma oggettivamente parlando, la gestione dei flussi in entrata, quando ci sono governi, anzi realtà dittatoriali, come quella che stiamo vedendo in Afghanistan, come quella che stiamo vedendo in Iran, eccetera, come pensiamo di andare a dialogare e a creare questa connessione se di fronte a noi abbiamo dei territori che impediscono la tutela dei diritti umani alle persone? Per questo loro scappano. Non scappano soltanto per cercare lavoro, scappano da situazioni che sono più o meno evidenti di guerre e di contrasto interno, di violazione dei diritti umani, e per questo motivo oggi parlare di flussi è importante in una previsione futura, sì, ma si tratta di fantapolitica nel momento in cui noi vediamo che c'è una situazione di instabilità internazionale così come la sappiamo, perché è inutile fare le manifestazioni in Consiglio regionale per sostenere chi sta difendendo i diritti umani in Iran, se poi dopodiché non ci rendiamo conto che non è possibile organizzare flussi per trasferire le persone qui in maniera sicura se abbiamo come interlocutori delle persone e dei governanti. Diciamo che un corridoio verde con l'Afghanistan in questo momento non sarebbe possibile. Mi fa piacere, però faccio solo una piccola replica. Mi fa piacere sentire che l'esigenza di pacificare o comunque di intervenire all'interno di contesti come quello mediorientale sia sentita anche dal partito che rappresenta la Guarda. Però vorrei ricordare che la sinistra in questo paese per 20 anni si è scagliata contro gli interventi americani in Afghanistan e in Iraq, che all'epoca servirono a alleviare il peso che regimi dittatoriali imponevano a quelle popolazioni. Fatemi capire, delle due l'una, o interveniamo o non interveniamo e regoliamo i flussi. Guarda. Allora cominciamo a parlare delle cose per cui davvero all'inizio diceva che lei era felice di parlare di qualcosa che sia davvero utile ai cittadini, come se la vita umana non lo fosse. Quando si parla di equilibrio geopolitico internazionale, l'intervento militare è una situazione complessa che non sempre è una situazione di salvataggio. Quindi c'è bisogno di essere molto bilanciati e non semplicemente scagliarsi gli uni contro gli altri, come sta avvenendo in questa occasione. Oggi c'è la necessità di riorganizzare un po' le idee e cominciare a dirci che i flussi ci sono
irregolari ci sono e devono essere aiutati nel momento del bisogno. Ricordo che da destra a sinistra anche tutti i governi hanno fatto operazioni illegali di respingimento, perché il problema più grosso ne l'abbiamo nei flussi dei Balcani, e di conseguenza tutti quanti sono responsabili di aver fatto politiche inumane da questo punto di vista. Oggi noi abbiamo la consapevolezza, non possiamo lasciare la gente in mare senza assistenza, e ieri, nonostante la chiamata e l'avviso al governo, ancora una volta sembra esserci stata un'ulteriore spinta nel dire ok, si arrangi la Libia, non c'entriamo niente noi italiani, e quindi siccome gli italiani stanno chiedendo umanità, cominciamo a praticarla del concreto e non soltanto come dire, cercando di trovare strategie per decidere contro gli altri. Oggi c'è un governo di centrodestra e oggi ha la necessità di rispondere in maniera onesta anche alle proprie tradizioni o appartenenze cristiano-cattoliche. 2, cominciamo a ragionare su come qui possiamo cercare di dare un futuro alle persone che vengono e dare un futuro alle persone che già vivono qua, anche italiane, che vengono sfruttate proprio nei comparti che oggi più di tutti hanno bisogno di lavoratori. Il mio settore, quello agricolo, è quello che vede decine e decine di migliaia di cittadini veneti o naturalizzati veneti o immigrati che sono nelle mani del caporalato o a rischio di sfruttamento, di abuso del diritto del lavoratore in agricoltura, nell'agricoltura veneta. Cominciamo a capire come sviluppare questi discorsi a livello internazionale ma anche a livello locale. Oggi la necessità di lavoratori e queste necessità umane ci dicono che possiamo farlo e che dobbiamo farlo, e fatalità abbiamo anche gli strumenti, se volete ne possiamo discutere. Pavanetto, il governo Meloni avrà questa capacità di fare sintesi e di affrontare con piglio pragmatico questa tematica davvero complessa? E di convincere soprattutto gli altri paesi europei, perché questo è il tema. Qualcosa si è mosso nei giorni scorsi, c'è stata una lettera a Meloni da parte di Ursula von der Leyen, però per il momento è ancora troppo poco, o sbaglio? Allora, sicuramente il canale che ha attuato il governo, ovvero quello del dialogo e della richiesta con l'Europa, è il canale più diretto, perché l'azione diciamo di blocco o comunque di regolamentazione dell'immigrazione deve partire con una risposta europea nei confronti dei paesi che oggi hanno il problema di non gestirla o di non volerla gestire, ecco, per così dire. E quindi questo è il primo approccio, e penso che sia quello più intelligente, più istituzionale, e quello che anche con il blocco navale, come ricordava poco prima l'amico Nilandi, appunto è stata una richiesta non italiana e basta, ma è stata una richiesta italiana all'Europa, che ricordo è partita molti anni fa con un no secco da parte dei governi, ma che poi comunque ha trovato, diciamo, un'apertura da parte dell'Europa. Ora, e mi ricollego a quello che diceva la collega Guarda, che spesso in Consiglio regionale, quando dibattiamo, anche lei magari sottolinea, visto che è attiva molto nella pratica del controllo. Ecco, quello che secondo me non c'è stato è negli anni la mancanza di controllo, cioè c'è stata una mancanza di controllo costante, c'è stato un indebolimento di quelle strutture che dovevano andare a verificare che dove ci sono dei lavoratori, soprattutto lavoratori in ambito agricolo, come diceva appunto, cioè quindi dove c'è il problema del caporalato, non ci sono stati controlli sufficienti per verificare appunto l'umanità del lavoro che queste persone andavano a fare. Io credo che il governo su questa cosa sia intransigente, perché va punito chi sfrutta, va punito chi non paga in maniera corretta, va punito chi ne approfitta. Ecco perché qui, attenzione, stiamo parlando di imprenditori, ma di imprenditori che, e non sono tutti così, ci mancherebbe altro, abbiamo degli esempi di grandi collaborazioni con i propri dipendenti, ma anche sicuramente degli esempi che devono invece essere gestiti, ma questo deve farlo lo Stato attraverso il controllo. Perché c'è il rischio di innescare una guerra fra poveri, Maggio, da un punto di vista propriamente anche economico, penso alle retribuzioni. Se prima non si interviene per esempio sul cuneo fiscale e si va a introdurre manodopera regolare,
Cioè si rischia un cortocircuito. Ma guardi, è inevitabile che un fenomeno così importante come quello migratorio debba essere trattato complessivamente insieme a tutte le altre questioni e alle crisi che questo Paese ha ormai connaturate. È evidente che se i flussi migratori non siano e non saranno regolati, il problema si creerà la cosiddetta lotta tra poveri, cioè la lotta per un posto di lavoro tra italiani e stranieri. Questo non è possibile che succeda e quindi è necessario intervenire con fermezza, durezza e con tutti gli strumenti necessari per evitare di creare un problema sul problema, ma soprattutto di infrangere sulla realtà di questo Paese le speranze delle decine di migliaia di persone che sono in attesa sulle coste libiche e non in altri paesi e sperando che questo sia il paese della loro speranza, cosa che ad oggi non può essere per tutti. Quindi una forte dose di realismo nel trattare questo problema e una forte dose di pragmatismo serve necessariamente. A proposito, cioè plasticamente ci sono decine di migliaia di persone che puntano ad arrivare in Italia, che sono ferme nei centri di detenzione, chiamiamoli come vogliamo, della Libia, di tutta quella zona del Maghreb, spesso in condizioni là davvero inumane, penso di utilizzare un termine che nessuno può mettere in discussione. Detto questo, si avvicina la primavera, si avvicina l'estate e si avvicina quindi anche il momento clou dei flussi. Come la mettiamo Nilandi? Allora, proprio lei che opera, quindi conosce bene quel settore. Allora, dobbiamo fare innanzitutto un passo indietro, nel senso che io in questi giorni sto sentendo parlare in qualche modo di leggi punitive contro gli scafisti, giustamente, ma da sole queste non bastano, perché non si può fermare il vento con le mani. Gli scafisti, voglio dire, c'erano e ci saranno, a prescindere dalle pene che poi queste riceveranno se e quando saranno beccati nel nostro paese. Il problema è che le persone partiranno lo stesso, e partiranno lo stesso perché dall'altra parte ci sono decenni di sfruttamento da parte dell'Occidente di quelle che sono le risorse naturali di quei paesi per nutrire la nostra vorace economia capitalista. Per cui o partiamo da qui nel dire che dobbiamo investire prima di tutto in cooperazione e sviluppo su quei paesi per andare in qualche modo a stoppare questa catena, o se no questa catena purtroppo non si fermerà mai. Proviamo a pensare a quanti soldi noi spendiamo ogni anno per gli armamenti militari e a quanti li spendiamo in cooperazione e sviluppo. Una delle nostre proposte, l'ultima campagna elettorale per le politiche, era quella di aumentare fino al 2% del PIL i fondi che noi spendiamo in cooperazione e sviluppo. Questo sarebbe per esempio un primo atto concreto. Un secondo atto concreto è quello di differenziare, perché non si fa mai così tanta attenzione, quelli che sono i flussi che oggi sulla tribuna di Treviso anche il presidente di Unioncamere chiedeva a gran voce, quelli che sono invece i diritti umani fondamentali, gli stessi diritti umani per cui quando giustamente c'erano i profughi ucraini, senza alcun tipo di polemica abbiamo spalancato porte e finestre e messo a disposizione con estrema solidarietà tutto quello che avevamo a disposizione. Quando invece i profughi sono di colore e vengono dal sud del mondo, allora diventano profughi, e tra l'altro, ecco, chi ci sta seguendo, anche questi scappano da guerre, non dimentichiamocelo. E anche qui chi ci sta seguendo dall'inizio, ho visto, prima avevamo ospiti i rappresentanti dell'associazione iCare e abbiamo parlato proprio di questo, profughi di Serie A, profughi di Serie B, insomma come vedete il tema è molto ampio. Io vorrei portarvi su un'altra questione molto più locale, molto più regionale, ma che ha dominato la settimana politica e la dominerà. Il caso Formaggio. Domani pomeriggio, domani comunque in giornata, il Consiglio regionale del Veneto deciderà se sospendere o meno Gio Formaggio per 5 giorni, è il massimo della sanzione erogabile da parte dell'Assise di Palazzo Ferrofini. Il caso è quello noto, quello delle presunte molestie ai danni della leghista Milena Cecchetto, questo su un divanetto del foyer in Consiglio regionale. Ci sarebbero anche dei testimoni illustri, tra questi il segretario generale di Palazzo Ferrofini Roberto Valente. Insomma, staremo a vedere. È un caso che comunque ha imbarazzato, immagino, Fratelli d'Italia. Pavanetto. È un caso che lascia amareggiati tutti,
non entro nel merito perché non c'è ancora chiarezza su quanto sia accaduto, lo faccio nel rispetto di Milena per prima e nel rispetto di Joe dall'altra parte, visto che entrambi sono colleghi di aula di me e della consigliera Guarda. Domani c'è un consiglio regionale, tra poco avremo un'ulteriore riunione di gruppo per capire un attimo il da farsi, e quindi diciamo che da dopo domani si potrà discutere un po' della questione, diciamo. È una cosa che lascia colpiti tutti per il semplice motivo che colpisce le istituzioni. Noi non siamo lì all'interno di una sede di un partito politico, non siamo lì all'interno di un luogo di lavoro tradizionale, siamo lì per legiferare, siamo lì all'interno di un'aula istituzionale, e questo è un fatto, un'onta che insomma difficilmente si supererà. Però, ripeto, non entro nel merito della questione, perché comunque è una questione che riguarda entrambi e che entrambi stanno gestendo con le dovute precauzioni, e dopodiché anche perché atto potrebbero esserci a questo punto dei risvolti giudiziari, una denuncia da parte di Cecchetto e una controdenuncia, perlomeno così è stata preannunciata da Formaggio, una controdenuncia da parte di quest'ultimo per diffamazione, quindi lì si aprirebbe un ulteriore fronte non più solo politico di opportunità ma anche giudiziario. Domani sera o comunque domani la seduta sarà chiusa, sarà a porte chiuse, si decide a porte chiuse. La seduta per la prima storia del Consiglio regionale è a porte chiuse, secretata, quindi non uscirà nulla dall'aula. Ripeto, noi però guardiamo e dobbiamo tutelare per primo l'istituzione del Consiglio regionale del Veneto, dei suoi rappresentanti e di chi ha eletto queste persone. E dopodiché la questione diciamo penale o presumibilmente penale sarà una questione che decideranno i diretti interessati. Certo. Dalla parte la consigliera Milena e dall'altra parte il consigliere Gio. E, guarda, arrivo da lei, le consigliere regionali di maggioranza e opposizione sono apparse molto unite nel sostenere la collega Cecchetto, o sbaglio, consigliera Guarda? No, questo è naturale, siamo rimasti uniti tutti quanti, anche molti esponenti uomini appunto del Consiglio regionale si sono espressi in maniera ben evidente. Io aggiungerei una cosa: noi non dobbiamo difendere l'istituzione, noi dobbiamo difendere le donne anzitutto, e quindi di conseguenza le istituzioni verranno difese. Per questo insomma è giusto che questa questione sia affrontata nel massimo rispetto di quanto in particolar modo la vittima di questa situazione ha chiesto e chiede, e di conseguenza l'unica cosa che mi sento di dire è questa: che non è normale che tutto questo sia avvenuto, non è assolutamente normale che questo sia avvenuto all'interno di un'istituzione, tanto più non è assolutamente normale che qualcuno si permetta di derubricare un atteggiamento maschilista e predatorio come se fosse un moto di spirito non gradito. Questo dobbiamo trasmettere, perché non deve essere normalizzato nessun atteggiamento che vada a mortificare o a creare imbarazzi, anche soltanto, non soltanto molestie o addirittura violenze nei confronti appunto di qualsiasi persona, in particolar modo le donne e le persone più esposte. Messaggio chiaro, Guarda, messaggio Nessuno chiaro. Però lo ha fatto in Consiglio regionale, nessuno dei consiglieri si è permesso di derubricare quanto accaduto. Attenzione, bisogna sottolineare questo, però la precauzione che dice la consigliera Guardia è giusta. Ripeto, nessuno però ha derubricato quanto è successo. E il capogruppo Soranzo Pavanetto ha detto che se ci sarà la sospensione di Formaggio, anche il gruppo di Fratelli d'Italia dovrà prendere un provvedimento di conseguenza. Mi pare chiaro. Questo. Il partito ha già preso
ha già preso una decisione per quanto riguarda gli organi di partito, cioè la rappresentanza degli organi di partito, ovvero la sospensione. E naturalmente di conseguenza, ma questo è automatico perché se parliamo di istituzione, nel momento in cui viene ammonito, è ammonito anche all'interno del gruppo, quindi dopodiché ci sarà tutto un da farsi anche per capire come procedere ulteriormente. Certo, non è finita qui. No. Visto questo episodio da due esterni, Nilandi, che cosa ci racconta? Io mi associo totalmente alle parole della consigliera Guarda e anche alle parole del collega di Fratelli d'Italia. Penso che l'imbarazzo sia totale e generale, nonostante, ripeto, i fatti debbano, secondo me, essere appurati con anche una certa, come si può dire, precisione nelle dovute sedi, e forse il fatto di farlo in segreto tutela la potenziale vittima, però non dà molta chiarezza agli elettori, visto e considerato che il fatto si è consumato comunque all'interno di vesti pubbliche, per cui spero che nelle sedi più appropriate, che sono quelle di tribunale, poi i cittadini possano capire al meglio cosa effettivamente è successo oppure no. La sensazione è che comunque ci sia qualcuno all'interno della maggioranza che forse gongola, perché sappiamo che Gio Formaggio era un personaggio ed è un personaggio sicuramente abbastanza eccentrico e per certi versi scomodo per certe sue prese di posizione, eccetera, eccetera, per cui magari forse... Quindi le dice c'è un pregiudizio nei confronti di Formaggio? Dico che semplicemente, voglio dire, magari c'è qualcuno che cavalca questa situazione, ecco, per togliersi qualche altro tipo di imbarazzo, oltre a quelli che effettivamente sono già sul tavolo. Però sappiamo insomma. che in politica c'è il fuoco nemico, ma c'è soprattutto il fuoco amico. Fabio Maggio, chiudo con lei. Perché? Perché lei non solo è esponente politico, ma anche avvocato. E qui ci muoviamo su un piano molto delicato. Ma guardi, io... in questo come in altri casi ritengo sia, come giustamente diceva il collega del Partito Democratico, opportuno in prima istanza accertare come stanno le cose. Prima di emettere qualsiasi tipo di giudizio, c'è un giudizio di principio, quello del ripudio, del ribrezzo per qualsiasi genere di atteggiamento che non rispetta le donne, che non rispetta il corpo delle donne, che non rispetta la morale delle donne. Ma nell'ambito della valutazione della fattispecie, sia sotto il profilo penale sia sotto il profilo morale, va accertato cosa sia effettivamente successo. In quella sede non c'eravamo né io né il collega del Partito Democratico né i due consiglieri, probabilmente erano più vicini di noi ma non credo abbiano assistito a nulla, quindi ben vengano oggi gli annunci di querele a cui tutti ci auguriamo venga dato corso, perché ci sia un terzo, un giudice che accerti cosa è avvenuto non a casa di qualcuno o presso il negozio di qualcun altro, ma nell'istituzione più importante di questa regione. E si fa bene, anche se lo dice il regolamento, sia chiaro d'aula, a blindare questa seduta. Ma guardi, se posso dirle, l'opportunità di questa seduta a 3 giorni da quello che è successo forse è anche abbastanza risibile, visto e considerato che non si sa bene su cosa si giudicherà, ci saranno audizioni di testimoni, ci sarà qualcuno che viene a raccontare cosa è successo o parleranno solo i diretti interessati. Ma mi pare che dal punto di vista del garantismo e dell'effettivo accertamento di cosa sia realmente successo questa seduta abbia poco senso. Attenzione. Guarda, 30 secondi poi devo chiudere, prego Guarda. Ok, semplicemente per specificare. La seduta del Consiglio non va ad incriminare o meno Gio Formaggio. La seduta di Consiglio è una presa di posizione del Consiglio di fronte a una denuncia pubblica, tra l'altro resa pubblica non dalla diretta interessata ma da altri, e una reazione per dire che non si tollera questo tipo di atteggiamenti, visto che comunque non è la prima volta che ci si ritrova di fronte a situazioni in cui c'è stato il superamento di una linea perlomeno verbale nel rapporto fra i due. E per questo motivo l'esigenza del Consiglio è quella di dire: anzitutto poniamo la questione da un punto di vista di giusto comportamento e di rispetto delle istituzioni e delle persone che la compongono,
e rileviamo che, visto che c'è stata questa situazione, si va a dare si va a dare una conseguenza a questo atteggiamento. Non si può evitare e far finta che non sia accaduto fino a quando non ci sarà l'espressione da parte di un giudice. L'istituzione deve essere chiara, questo tipo di atteggiamenti non può essere tollerato, che sia una molestia o che sia qualcosa di più o come una violenza sessuale. Quindi oggettivamente parlando, questo atteggiamento è di ordine di tutela di un'istituzione e delle persone che la coinvolgono, per dire che qualcosa del genere non verrà mai tollerato. Grazie Cristina Guarda, consigliere regionale Europa Verde, grazie Lucas Pavanetto, consigliere regionale Fratelli d'Italia, grazie Giacomo Nilandi che tornerà tra l'altro questa sera a Ring con Ferdinando Avarino, grazie a Fabio Maggio, Forza Italia. Noi ci vediamo subito dopo la pubblicità per tirare le somme di questo lunedì, a fra poco. Di nuovo in diretta, tiriamo un po' le somme di questa prima parte di giornata, lunedì 13 marzo. Allora, abbiamo iniziato il nostro resoconto giornaliero da Piavona di Oderzo, dove è stata fatta saltare in aria la cassa continua del supermercato. Questa notte alle 3 le indagini sono in corso. Questa cassa che è saltata ed è volata per decine e decine di metri ha rischiato di finire nella sede stradale. Solo una recinzione in qualche modo ha arrestato questa traiettoria. Le indagini, come vi dicevo, sono in corso. Questa sera sentirete tutti i dettagli della nostra Daniela Sizzia, che si è recata, come avete visto, sul posto. Sempre a Oderzo, fra poco più di mezz'ora, i funerali di Barbara Brotto, la 17enne rimasta vittima della strage di Gorgo al Monticano, quelle due auto che forse si sono toccate durante un sorpasso. Sabato i funerali di Eralda Spaillari, 19 anni, a Ponte di Piave. Oggi l'ultimo saluto per l'appunto a Barbara Brotto. Ieri sera c'è stata una veglia funebre in Duomo a Oderzo, l'hanno ricordata in tanti, c'era anche la mamma Gabriella. Le esequie saranno officiate dal vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo. Poi ci sono i fatti di una bomber, avete visto il servizio da Trieste, è la notizia di apertura di quasi tutti i giornali online, così il Gazzettino.it. Una bomber, ha assegnato l'incarico ai periti, 90 giorni per analizzare i 10 reperti. Poi tra l'altro sempre questa sera parleremo anche di una denuncia, quella della Codacons nei confronti della Regione per la questione della siccità, non solo la Regione ma altre autorità pubbliche. Una denuncia alla Corte dei Conti, troppa dispersione idrica sul territorio regionale, enti locali, dice Codacons, hanno fatto poco o nulla per risolvere queste criticità. Io vi ricordo in ultimissima battuta il sondaggio di Ring, eccolo qui: imprese e campi, servono più immigrati, se sì il numero in verde, se no quello in rosso. La chiamata come sempre è gratuita, ne parleranno Giacomo Nilandi per il Partito Democratico, Giuseppe Montuori, Fratelli d'Italia, Alessandro Manera della Lega, Marco Bonet del Corriere del Veneto, e poi ci sarà l'appuntamento con Arturo Lorenzoni, il professor Lorenzoni, docente di economia dell'energia all'Università di Padova. Si parlerà di energia ovviamente e siccità. Così dunque questa sera a Ring a partire dalle 21:15, mentre noi ritorniamo in diretta con l'edizione regionale alle 18:30, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Ringrazio davvero dalla regia Renato Capoia con Francesca Pezzo. Tutto anche per oggi, buon proseguimento di giornata.